Amici di Sportisili, amici di Localcio, bentrovati in questo appuntamento numero 25 con Localcio. Qualche minutino di ritardo, ci perdonerete, soprattutto gli amici della Serie D che ci stanno seguendo, che ormai ogni lunedì attendono questo appuntamento. Come faccio sempre, vi ricordo, diciamo, le coordinate per poter seguire Sportisili. Vi ricordo che la trasmissione va in onda sul canale YouTube Sportisili TV, sulle pagine Facebook Sportisili e Localcio. Naturalmente potete seguire Sportisili anche sul sito www.sportisili.it, sui profili Instagram, TikTok e X, oltre a quelli già citati. Apertura doverosa, una riflessione personale, un pensiero personale. Quella di ieri in diverse piazze della Sicilia è stata una giornata di festa perché abbiamo visto nel weekend quattro realtà del calcio siciliano poter festeggiare le promozioni, chi in Serie D, chi in eccellenza, ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione, soprattutto nella seconda parte in cui avremo ospiti dal Bagheria e dall'Athletic Club Palermo. Però la giornata di ieri è stata anche una giornata triste, una giornata dolorosa per il calcio siciliano, per il calcio nazionale e più in generale per tutti noi, al di fuori di quelle che sono le nostre mansioni anche extracalcio, perché per l'ennesima volta un arbitro è stato aggredito, un ragazzo è stato aggredito, perché prima ancora che fare arbitri, che fare calciatori, che fare allenatori, che fare giornalisti, siamo uomini, siamo persone. È inaccettabile, è veramente fuori da ogni logica vedere che per quello che nasce come un gioco, per quello che nasce come uno sport, che può essere anche una distrazione da quello che sono stress, tante problematiche che ci attanagliano, ben più importanti dell'esito di una partita di calcio, nella vita di tutti i giorni si assiste ancora a scene di violenza, si assiste ancora a un calciatore che aggredisce verbalmente o fisicamente un arbitro o in altri casi un avversario, che sia esso calciatore o componente di staff. Nel 2025 continuiamo a vedere scene di questo tipo. Non più tardi di 2 anni e mezzo fa abbiamo visto scene molto simili ai danni di David Bartolotta, dell'arbitro aggredito in quel di Villarosa, nonostante attività di sensibilizzazione, nonostante attività anche di informazione da parte anche nostra, oltre che degli organi federali, continuiamo a vedere scene di questo tipo. E in una settimana che è stata tra altre cose costellata anche da notizie purtroppo extrasportive, purtroppo ancora più violente, fino a causare addirittura la morte di due ragazze, sembra quasi frustrante, oltre che doloroso, continuare non solo a parlare, ma anche soltanto a vedere scene che noi volutamente su Sportisili non abbiamo voluto mostrare. Detto questo, passiamo al calcio, che è la nostra materia preferita, che è ciò di cui vorremmo parlare tutti i giorni. Saluto e ringrazio come sempre Salvo Geraci in regia. Apriamo questo appuntamento numero 25 di Localcio, Serie D Girone I. Siamo in ritardo folle per questo appuntamento, il primo del mese di aprile. Andiamo subito con risultati e classifica dopo il 30° turno di Serie D Girone I, partendo appunto dai punteggi delle gare di ieri. Pompei Reggina 1-2, San Biase Enna 0-1, Siracusa Scafatese 3-1, Vibonese Licata 0-1, Locri Città di Sant'Agata 1-2, Nissa Cireale 2-2, San Cataldese Ragusa 1-0, in quella che è stata una delle due uniche vittorie casalinghe della giornata, e poi Castrum Favara 9 Virtus 1-1, per una classifica che è praticamente intatta, lassù in alto col Siracusa a 69 punti, Regina che insegue a 65, poi il solco fino ad arrivare alla Scafatese che è terza a 53, poi San Biase 50, Vibonese 46, Nissa 43, Paternò 39, Pompei e Nova Virtus 34 punti, Ragusa e San Cataldese 31, Castrum Favara Cireale 29, Enna 28, Licata 25, Città di Sant'Agata 23, chiude il Locri a quota 22, ricordiamo. Acragas estromesso dal campionato e sempre più vicini a pareggiare quella che è la soglia di quelle squadre che sono rimaste in poche, sono rimaste appena in 5, anzi in 4, che hanno giocato una partita in più. Ricordiamo che ad esempio la prossima settimana, quella della 31esima giornata, sarà quella che vedrà riposare il Siracusa, e dunque vedremo se la Regina sarà in grado di ridurre il gap
attualmente fissato sui 4 punti. Siracusa che ieri ha vinto una partita che si prevedeva difficile e in effetti lo è stata contro la Scafatese che nonostante non abbia ormai praticamente più nulla da chiedere al campionato, è terza in classifica, ha praticamente virtualmente le mani su un posto ai playoff, ha venduto cara la pelle contro la capolista che alla fine è riuscita ad avere la meglio con il risultato di 3-1. Allora andiamo a vedere, con l'ausilio delle immagini prodotte dalla Wii Sport, quello che è successo ieri al Nicola De Simone tra Siracusa e Scafatese. Nella gara di andata la prima vera svolta della stagione, con un primato solitario raggiunto e mai più lasciato. Adesso un girone dopo il Siracusa corre ancora verso il traguardo. 4 finali e un sogno da conquistare tutti insieme per la città. Amiche e amici di Siracusa TV, un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa Scafatese. Oggi il big match di giornata contro la Scafatese tra due squadre che a inizio stagione erano tra le più accreditate per vincere il campionato. Il Siracusa in testa, la Scafatese ormai più distaccata al terzo posto. Il calcio d'inizio sarà il Siracusa a giocare, via, si parte, inizia Siracusa Scafatese. Fanalino di coda nella prossima giornata, non giocherà e riposerà, ma qui c'è un illuminante lancio a quadro per Alma che mette giù un avversario, a spazio, può calciare Alma! Fuori di poco, 9 sul cronometro, stop di Grazia, cerca l'imbucata per la sponda di testa di Maggio che può calciare con il mancino Maggio, la parata di Becchi, lungo a cercare la sponda di testa di Molinaro, se lo mangia Sus, poi attenzione Sowe in posizione regolare, si allunga un po' troppo la sfera, il pallonetto, Iovino ci mette il petto, Limonelli, controllo di Maggio, bella la giocata, qui c'è spazio per Palermo che si può inserire, Palermo entra in area, Palermo! 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 Siracusa in vantaggio! Che gran gol di Palermo! Tutta la panchina in campo! Sembrava esserci arrivato Becchi, ma il gol è di Marco Palermo! Supera il portiere e va subito avanti il Siracusa! Cambia il risultato al De Simone! Siracusa 1, Scafatese 0! La rete è di Marco Palermo! Gli applausi del De Simone per Marco Palermo, disperato, quasi in lacrime Marco Palermo, l'abbraccio di Michael Candiano con il compagno, è un grandissimo in bocca al lupo a Marco Palermo. Misura di Puzzone, controlla Maggio, il tocco è per Limonelli, l'apertura per Candiano, di prima si chiude il triangolo, Melo non controlla ma riconquista palla destro, spalla alla porta, bella l'imbucata per Alma che può controllare, morbido al centro, Maggio, sbaglia, Maggio ancora, miracolo di Becchi, incredibile Siracusa, a un passo dal raddoppio, Mimmo e va all'indietro dove c'è Sus che è ultimo uomo, l'appoggio per il portiere, Iovino controlla con il destro, non gli vengano strane idee, sbaglia qui Iovino che regala palla a Sowe, il pallone per Molinaro, pallone che è finito fuori, incredibile cosa ha sbagliato Molinaro. Candiano a quadro, controlla il cronometro il direttore di gara, fischetta in bocca, 1-2, termina la prima frazione di gioco, Siracusa in vantaggio sulla Scafatese, decide al momento il gol di Marco Palermo, un ottimo Siracusa, va all'intervallo sopra di un gol. Sarà la Scafatese a battere, via, si parte, inizia il secondo tempo di Siracusa Scafatese nella seconda frazione di gioco, lungo lancio a cercare Santarpia, ci mette la testa, riesce a superare Alma, poi non deve rischiare, attenzione Baldan, qui sbaglia, saltato secco Iovino e c'è subito il pareggio, la frittata di Marco Baldan, erroraccio qua di uno dei giocatori più importanti del Siracusa, possibilità per la Scafatese, ci mette una pezza qui Baldan, era stato impeccabile fin qui durante la stagione, lo è anche in questo caso con un lancio perfetto messo giù di Grazia, calcio di rigore per il Siracusa, calcio di rigore per il Siracusa, è giallo per il giocatore della Scafatese, si lamenta la Scafatese ma è calcio di rigore per il Siracusa. E adesso c'è Becchi che prova a fare qualunque cosa per innervosire il capitano del Siracusa, fischia l'arbitro, parte Maggio, il sinistro, boom boom, boom boom, boom boom, boom boom, boom boom, Maggio, 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 Siracusa 2, Scafatese 1, Mimmo, Maggio. Se cercherà il suggerimento per qualche compagno
posizionato a centro area, qui magari un sinistro velenoso sul primo palo cercando la deviazione di qualcuno, parte Alma, il suo mancino, paratona di Becchi, può crossare, il pallone è pericoloso, c'è Foggia, c'è fischiato un fallo, il direttore di gara aveva strattonato in maniera piuttosto vistosa il numero 9 della Scafatese, si lamenta la panchina ospite più volte, rimangono solo Di Grazia e Acquadro, parte Acquadro, la botta di Acquadro, fuori di poco, ha provato a replicare il gol già segnato all'andata. Acquadro, cercare Convitto, buono il controllo di Roby Convitto e può entrare in aria, il pallone filtra, Meluccio Livanelli, Siracusa 3, Scafatese 1, primo gol in campionato per Melo Limonelli che aveva trovato la via della rete solo in Coppa Italia, mancava solo a lui, l'abbraccio di tutto il Siracusa su Melo Limonelli, un giocatore totale. Per qualche altra emozione in questi minuti di recupero va giù Sarao, interviene Limonelli, Convitto, tutto solo, Convitto non riesce con il cucchiaio a superare il portiere. 1, 2 e 3, cala il sipario, il Siracusa mette la quinta, vince ancora e continua a comandare con merito la classifica del girone I di Serie D. Adesso ci sarà il riposo, ma si vedrà la prossima gara sempre dal primo posto. Da noi di Siracusa TV per oggi è tutto, un saluto da Matteo D'Aquila e alla prossima! Dunque la capolista mantiene il vantaggio di 4 punti, ricordo che anche la Regina ha vinto ieri in trasferta sul campo di un'altra campana, ovvero sia il Pompei, sotto, almeno tra le squadre che per il momento cercano di mantenere un posto nei playoff, c'è il Sambiase che ieri ha perso e ha avvantaggiato, involontariamente naturalmente, una delle formazioni siciliane più a rischio di questo raggruppamento del girone di Serie D, ovvero sia l'Enna, che compie un autentico blitz che consente anche di guadagnare punti sulla zona pericolante della classifica, 0-1 in quelle di Vibo Valencia per la compagine giallo-verde. Anche in questo caso, con l'ausilio delle immagini prodotte dalla Wisport, andiamo a vedere quello che è successo in terra calabrese. Zona playoff e zona playout a confronto. Sambiase-Enna non è solo un match tra neopromosse, ma anche una sfida crocevia per gli obiettivi finali di questa stagione. I padroni di casa infatti sono reduci da un trittico di gare senza vittoria, con un solo punto conquistato. Di contro l'Enna non vince da 4 mesi, appena 2 punti nelle ultime 5 uscite. L'obiettivo è il bottino pieno quest'oggi per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Enna che si schiera con Simeoli, Dagada, Demoleo, Notero, Moreso, Cristiano, Casa di Dio, D'Amore, Pedro, Aperi, Cicirello. Partiamo col film del primo tempo. 11 minuti, attacca il Sambiase con Umbaga che salta un avversario a sinistra, mette in mezzo per il colpo di testa del compagno Maitini che si stampa sul palo. Al 14esimo punizione a sorpresa dell'Enna, Cicirello liberato in aria, calcia debolmente tra le braccia di Giuliani. 19esimo, cross di Costanzo che viene sporcato, diventa l'assist per Umbaga, vola letteralmente Simeoli a dire di no. Grande intervento del portiere giallo-verde, risponde l'Enna con Casa di Dio, a spazio, se lo prende sinistro tra le braccia di Giuliani, dall'altra parte diagonale di Tiverion che termina di poco al lato e finisce così il primo tempo. Sambiase 0, Enna 0, ma le occasioni non mancano né da una parte né dall'altra. Inizia la ripresa, cross smorzato di Casa di Dio, finisce a João Pedro che conclude tra le braccia di Giuliani. 59esimo, ancora un cross dalla destra tagliato, arriva il colpo di tacco di Cicirello che finisce un soffio fuori, poi il cross per Aperi che gira così sul primo palo, una torsione perfetta per l'attaccante ex Nuova Egea Virtus. 0-1 Enna, un gol pesantissimo per la corsa salvezza della formazione di Mister Passiatore che ritrova la vittoria dopo 4 mesi. Amici di Wisport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. E dunque vittoria per l'Enna in terra calabrese, 3 punti d'oro in una giornata in cui hanno vinto molte squadre della zona medio-bassa della classifica. Basti pensare ad esempio alla San Cataldese, al Sant'Agata, allo stesso Licata che ha compiuto una vera e propria impresa in questo turno di campionato, possiamo dirlo, favorevole
a gran parte delle siciliane che vivono nei bassi fondi, nella zona medio-bassa della classifica, tant'è che attualmente chiude la classifica il Locri, come abbiamo avuto modo di vedere. Chi non è riuscito a vincere in uno dei derby isolani di questa giornata, numero 30 di Serie D Girone I, sono state Igia Virtus e Castrum Favara, soprattutto la squadra di mister Infantino, che in casa ha praticamente smesso di vincere, ha sicuramente modo di recriminare, soprattutto per un paio di situazioni a dir poco dubbie, per non dire peggio, nell'area di rigore dei giallorossi, però per un canto c'è da sottolineare qualche errore arbitrale di troppo, ma d'altro canto c'è da sottolineare il gran gol di Claudio Calafiore, che ha sbloccato il risultato del Broccoleri. Allora, con le immagini prodotte proprio da Sportisi, andiamo a vedere quello che è successo al Broccoleri, il pareggio tra Castrum Favara e Noveggia Virtus. Partita da non fallire per entrambe le formazioni opposte allo stadio Broccoleri di Favara. Da una parte il Castrum Favara che deve cercare i punti che servono per evitare i play-out. Dall'altra parte l'Igea Virtus che invece deve rialzare la testa dopo il KO nel recupero contro il Locri. Ma succede qualcosa di incredibile già nel pre-partita. Uno scontro tra uno degli assistenti del signor Manzini e uno dei componenti della panchina dell'Igea Virtus durante il riscaldamento va fuori uso per qualche minuto l'assistente e dunque il direttore di gara di Verona deve iniziare tutto da solo. Ma veniamo alle immagini della partita prodotte dal nostro Giuseppe Montalbano e subito un'occasione per l'Igea Virtus con questa palla messa in mezzo molto velenosa da parte di Carullo, sulla quale non arriva nessuno. Insiste la formazione guidata da mister Pannarelli con questo pallone crossato, la palla arriva tra i piedi di Calafiore che spara la bomba da 25 metri e può festeggiare nel migliore dei modi la nascita del suo secondogenito per il vantaggio della Noveggia Virtus. Un capolavoro da parte di Claudio Calafiore. Nel frattempo la buona notizia è il ritorno in campo dei due assistenti, il signor Vatiero e il signor Morsanuto. Dall'altra parte subito prova a reagire il Castrum Favara col colpo di testa di Nacio Varela che non trova i pali, poi ancora Noveggia Virtus che cerca questa incursione con la palla che si perde di poco fuori, era rimasto comunque fermo Scuffia, prova a reagire la squadra di Infantino con questo colpo di testa da parte di Traoré che trova anche una deviazione prima della parata da parte di Costantini. Ma attenzione a questo tentativo sulla sinistra da parte di Lapiana, serie di finte, il cross, pallone al centro, palla che rimane lì e conclusione respinta ai danni di Vaccaro da parte del solito Costantini, che sarà grande protagonista dell'incontro. Qui Traoré cerca di creare per la palla messa in mezzo dalle parti di Lapiana, che viene travolto proprio dal portiere con la maglia numero 79. Il direttore di gara fischia contro il numero 10 della squadra di casa, ma dalle immagini possiamo vedere l'uscita in ritardo da parte di Costantini. Potevano starci gli estremi per il calcio di rigore e invece si è ripartiti con una punizione in favore della Noveggia Virtus. Insiste però il Castrum Favara con questo diagonale da parte di Baglione e palla che si perde di pochissimo oltre la porta difesa da Costantini. Una delle ultime azioni del primo tempo per il Castrum Favara con il cross di Palermo, non perfetto Costantini che deve affidarsi all'aiuto di Ferrante e di Maltese per allontanare la minaccia. Poi ultima iniziativa della frazione con questo cross dalla sinistra, ci prova Varela, blocca senza grossi problemi Costantini. Con le immagini passiamo alla seconda frazione con la Noveggia Virtus che cerca di attaccare direttamente da fallo laterale, poi controllo e conclusione velenosa da parte di Carullo con la sfera che si perde fuori. Poi ancora la compagine giallorossa con questo cross messo in mezzo, la palla balla in area di rigore e non riesce a correggere tra i pali Cannatella. Cerca allora di imbastire una nuova operazione offensiva il Castrum Favara con Lapiana, questo tiretto pericoloso che viene messo in calcio d'angolo da Costantini, ma è il preludio al gol che arriva sugli sviluppi della palla in attiva successiva. Colpo di testa da parte di Costantini che mette il pallone in calcio d'angolo, ma dall'azione che ne segue arriverà la rete del pareggio. Imbastisce Baglione, la palla poi è sulla destra per il cross di Vaccaro, colpo di testa imperioso del solito Nacio Varela che vola in cielo a prendere questa palla e a metterla laddove
L'ottimo Costantini non riesce ad arrivare e il gol dell'1-1 è ancora una rete pesantissima da parte di Varela. Qui ancora proteste da parte della Castrum Favara per un contatto all'interno dell'area di rigore, ma attenzione alle ultime azioni di questa partita con questa palla che balla pericolosamente nell'area favarese, ma non viene corretta in porta da nessuno. Poi ultima azione con questa deviazione maldestra e il volo miracoloso di Costantini a negare la vittoria al Castrum Favara. Finisce 1-1 al Broccoleri, è un punto che serve a poco, soprattutto ai padroni di casa. Da Sportisidi è tutto, alla prossima. Rientriamo dopo aver visto il botta e risposta Calafiore Varela con abbiamo visto il Favara che ha protestato duramente per l'uscita spericolata ai danni di Lapiana da parte del portiere Costantini. È finita 1-1 al Broccoleri tra Castrum Favara e Nuova Igea Virtus. Igea Virtus che non è tranquillissima visto che ha 4 punti di distacco dalla zona play-out. E allora, mentre proprio proponiamo, grazie al buon Salvo Geraci, la classifica dopo la giornata che si è conclusa ieri, andiamo a vedere cosa ci attende nel prossimo turno. Ricordiamo che si gioca domenica, poi si gioca giovedì per il turno infrasettimanale pre-pasquale e poi si tornerà in campo a fine aprile. Quindi la classifica la state vedendo, andiamo a vedere il 31esimo turno con Acireale Sambiase, Città di Sant'Agata Pompei, Enna Vibonese, Licata Paternò, Nuova Ege Virtus San Cataldese, Ragusa Locri, Regina Nissa e Scafatese Castrum Favara. Ricordo, come detto prima, che a riposare sarà il Siracusa. Chiudiamo allora questo breve appuntamento dedicato alla Serie D. Qualche minuto di break, restate con noi perché lo calcio continua. Vedo già ospiti che scalpitano. Aspetto soltanto che arrivi Salvorifici perché sarà una puntata col botto, Athletic e Bagheria. Restate con noi.
Rientriamo. Devo guardare qua, giusto? Salvo Geraci. Bravissimo. Allora, rientriamo dopo la parentesi dedicata alla Serie D. Entriamo nel vivo della puntata perché oggi abbiamo deciso di allargare un po' la situazione. Come ben sapete, è stata una domenica di verdetti. Aprile è iniziato col botto, come sempre. Nel weekend 4 squadre hanno festeggiato il salto di categoria e 2 di queste sono ospiti qui da noi allo calcio. Andando in ordine di categoria, partiamo con il salutare Giampiero Clemente, direttore sportivo dell'Athletic. Ben trovato e complimenti. Buonasera, grazie. E al suo fianco c'è il playmaker dell'Athletic Club Palermo, David Balenka. Salve, buonasera. Alla mia sinistra, invece, forse già lo cominciate a vedere, mister Angelo Tomasello, allenatore del Bagheria. Buonasera a tutti. Anche per te è un ritorno, mentre una prima volta assoluta ho saputo che giù c'erano le ammiratrici ad aspettarlo, il vice, per così dire, di Angelo Tomasello, Carlo Troia. Ben trovato, Carlo. Buonasera a tutti. Carlo, che è anche allenatore della formazione juniores del Bagheria. Naturalmente, per quei 2 o 3 che non sanno di cosa stiamo parlando, sono le vincitrici rispettivamente del girone A di eccellenza, l'Athletic, e del girone B del girone A di promozione, sì, girone B, girone A di promozione, il Bagheria. Prima volta assoluta in Serie D per l'Athletic Club Palermo, società fondata sotto la denominazione di Resultana San Lorenzo 13 anni fa. E sempre 13 anni fa iniziava l'ultima stagione, la 12-13 del Bagheria in eccellenza. Quindi possiamo parlare veramente di storia che è stata scritta. Prima di addentrarci a livello di immagini, visto che Sportisili si è così fregiata di poter seguire in diretta entrambe le partite di ieri, ovvero sia Accademia Trapani Athletic Club Palermo e Bagheria Aspra, vi interrogo un po', perché naturalmente parlerete entrambe di entrambe in un certo senso, visto che sicuramente vi sarete seguiti a vicenda nonostante i vostri impegni sul campo. Parto da Giampiero. Tu che, come giustamente ha sottolineato anche l'ufficio stampa, con i post sui social, con i video, tu sei stato protagonista dell'ultima promozione sul campo dell'allora Resultana San Lorenzo, quando ha stravinto il campionato di promozione. Poi sei passato dall'altra parte della barricata come direttore sportivo, insomma, hai accompagnato questa squadra in questi ultimi passi, la salvezza sofferta del primo anno in eccellenza. Lo hai già detto tante volte nelle varie interviste che hai fatto, ma il sapore che ha questa vittoria del campionato, questa lunga rincorsa, queste 29 giornate così di sfida a distanza. Ma sicuramente sono due emozioni diverse. Viverla da calciatore ha un sapore, viverla da direttore vi garantisco che è ancora più bello perché ho vissuto tutto l'anno accanto a questi ragazzi che non si sono mai, dico, risparmiati. Abbiamo avuto una concorrente importante perché abbiamo giocato contro una delle società, delle piazze che nel calcio siciliano ha fatto la storia e quindi era abituata a qualcosa di diverso e quindi sicuramente questo è un valore che vale veramente, è un campionato che vale 3. Non hanno mai mollato, non abbiamo mai mollato, anche nei momenti di difficoltà e ce ne sono stati tanti, anche se magari poi uno va ad analizzare soltanto la vittoria e la sconfitta, ma vi garantisco che ci sono state settimane dove veramente questi ragazzi hanno tirato tutto il meglio di sé che avevano dentro e alla fine era giusto festeggiare perché l'ho detto a più riprese, ci siamo messi in testa alla classifica alla prima giornata e non abbiamo mai mollato. Ci dispiace che è l'unico rammarico perché questi ragazzi e questa società meritava anche di andare avanti in Coppa Italia. Purtroppo il nostro errore ci ha privato di questo, ma anche lì sul campo usciamo da imbattuti. Ecco, tra le altre cose, quella della Coppa Italia, oltre alla vittoria del campionato, è una cosa che vi accomuna. Forse il rammarico di non aver potuto proseguire la corsa, per quello poteva essere, chissà, anche una doppietta campionato Coppa da entrambe le parti. Adesso chiedo a David Balenka. Tu fondamentalmente sei stato uno dei... ci siamo divertiti a chiamarvi i pretoriani di Filippo Raciti, perché eravate insieme anche l'anno scorso a Paternò con quella cavalcata straordinaria. Non era la prima volta, tra l'altro, insieme al mister. Ecco, raccontacelo un po', mister Filippo Raciti, in campo, fuori, nello spogliatoio, perché noi lo vediamo sempre tutto d'un pezzo, sempre molto concentrato, bada al sodo. Parlacene un po'. No, il mister già sono 5 anni che camminiamo insieme
abbiamo gioito tanto fortunatamente, però abbiamo avuto anche i nostri momenti meno buoni, diciamo così, però il mister è uno che secondo me la sua migliore qualità è mettersi a disposizione nel gruppo, nel senso che ci capisci come se fosse uno di noi. E questo dentro lo spogliatoio, saper gestire lo spogliatoio in questo modo è la sua più grande virtù, secondo me. Poi, al di là di essere un allenatore estremamente preparato a livello di campo, a livello tattico, la sua relazione con i giocatori, il suo modo di stare, modo di essere con noi, penso che è un punto aggiunto perché non solo in quest'anno, ma negli anni abbiamo avuto sempre spogliatoi importanti. Quest'anno arricchito di persone di grande spessore come Mazzotta, come Totto Di Gaudio, come Crivello. E non è mai facile gestire questi tipi di ambienti. Lui, con la sua semplicità, con il suo modo di stare, di scherzare praticamente sempre, anche se quando si lavora, penso che riesce a mettere tutti sulla strada giusta e riesce a portarci verso un unico obiettivo che quest'anno era quello di vincere il campionato. E come ha detto il direttore, abbiamo due ramarici, ci sono che il rammarico della Coppa e la sconfitta con lo Schalke, il campionato che ci permetteva di finire il campionato da imbattuti, però l'importante è aver raggiunto questa meritatissima Serie D. Ora cerchiamo di goderla fin quando possiamo, perché da quest'anno abbiamo un altro trofeo da giocare. E, come dice il mister, le finali non si giocano, si vincono, e quindi cerchiamo di godere per ora questo trionfo e più tardi pensiamo alla Supercoppa. Assolutamente sì, Davide tra l'altro ci ha così anticipato perché da quest'anno il comitato regionale dell'LNT ha deciso di insignire di ideare questo trofeo, tra l'altro dedicato alla memoria di Bino Abisso, che è quello della Supercoppa tra le squadre vincenti del girone A e del girone B. Quello del girone B lo conosceremo per un'assurda organizzazione del calendario tra 20 giorni, perché in mezzo ci sarà la sosta per il torneo delle regioni, la sosta di Pasqua e poi l'ultima giornata rovente, soprattutto nel girone B, dove c'è praticamente tutto o quasi in ballo. Mister Angelo Tomasello, ti interrogo sull'Athletic. Primo argomento non a piacere, te lo dico, perché tu sei stato, come mi suggeriva anche Giovanni Mazzola, che lì è giù alle quinte, che ci guarda, ha detto stampa dell'Athletic, collega stimato, siete stati tra i primi a sfidare, tra virgolette, Atletica. Aveva giocato un amichevole. Rispetto all'impressione che ti hanno fatto, è vero che forse era ancora una squadra non come quella che la conosciamo adesso, qualche volta che c'era e non ha finito la stagione e viceversa. Te l'aspettavi più o meno come forza di squadra presa singolarmente l'Athletic, ma anche come tenuta durante la stagione? Perché giustamente hanno sottolineato Giampiero e David che su 33 partite ne hanno persa una sola, e tra l'altro possiamo dirlo immeritatamente contro l'Unitas. Sì, se non altro, diciamo quella partita è stata di buon auspicio per entrambe le società, perché poi alla fine è stata la primissima amichevole che abbiamo fatto e quindi alla fine diciamo, abbiamo festeggiato entrambe le squadre. No, vabbè, dico, la qualità del progetto Athletic era lampante già in estate, nel senso che comunque si vedeva già dall'inizio che la società stava gettando le basi per costruire qualcosa di importante. Poi puoi avere anche i migliori propositi, ovviamente, però poi riuscire a portarli a termine, un conto è dire vogliamo provare ad arrivare in fondo a vincere, un conto poi riuscirci, quindi va dato sicuramente merito alla società, a Giampiero, ai vari dirigenti dell'Athletic, alcuni dei quali conosco personalmente per averli avuti anche, parlo di Cottone, parlo di Michele Lovalvo, quindi gente comunque molto motivata, molto in gamba che quando fa qualcosa la vuole fare veramente bene, quindi sono contento per l'Atletic perché comunque nella città di Palermo avere una squadra in Serie D è qualcosa di importante. Hanno lavorato bene, hanno raccolto i frutti e quindi faccio i complimenti a loro e sono contento sinceramente per loro. Assolutamente sì. Allora facciamo così, fermiamo per il momento il primo giro di consultazioni, sembra tipo in Parlamento, no? A coinvolgere più o meno tutti, poi coinvolgiamo naturalmente anche Carlo. Vediamo le immagini dal Roberto Sorrentino di Trapani di ieri, prodotte da quel signorino, in questo momento indossa le cuffie, sembra non lo so, un musicista, un direttore d'orchestra, in effetti lo è qui allo calcio il direttore d'orchestra, ovvero Salvo Geraci.
le immagini di Accademia Trapani Athletic Club Palermo. Ne approfitto, visto che siamo in live, non l'ho potuto fare privatamente, lo faccio pubblicamente davanti a tutti. Gli auguri a Federico Matera, non tanto per la doppietta, dico, quello è sintomo del fatto che il calcio è finito, possiamo dirlo, però scherzi a parte. Sono molto contento per Federico perché diventerà papà. Ieri ha potuto festeggiare con la promozione, con la doppietta. E andiamola a vedere allora la doppietta e più in generale i 7 gol di Accademia Trapani Athletic Club Palermo. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Roberto Sorrentino di Trapani e Accademia Trapani Athletic Palermo, 29esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Cross in mezzo di Mazzotta, colpo di testa di Matera, risponde Mistretta, prima occasione della partita. Mazzotta al volo in mezzo, il tocco in porta, in gol l'Athletic Palermo, sfortunata l'Accademia Trapani, l'autogol di Campanella. Su da Guanno arriva Mazzotta, la prende in testa Valenza, pallone ancora dell'Accademia con Cammareri, il gol di Alessandro Cammareri, pareggia il capitano dell'Accademia Trapani, 1-1. In eccellenza non segnava dalla stagione 2019-2020, giocava con il Canicattì, giocata nei confronti di Iannazzo, pallone in mezzo al campo da Mazzotta, c'è Concialdi, la prende lui, pallone allargato nella zona di Salazar, diagonale fuori, Cammareri, pallone su Daguanno, ancora Cammareri di testa, il colpo di Francesco Barracco, Daguanno al volo per lanciare, per far correre Secan. Duello con Insidis, riesce il cross di Secan, colpo di testa di Iannazzo centrale, punizione Athletic, c'è Concialdi, parte il suo mancino in mezzo di testa, la rete di Martignetti, colui che non si aspetta nessuno, il ritorno in campo e da titolare, 2-1 di Sergio Martignetti. Parte Concialdi, pallone in mezzo di testa, il colpo in porta di Matera, l'ha toccata quanto basta, pallone sotto la maglietta, dedica speciale, 3-1 per l'Athletic Palermo. La Campanella, la rete dell'Accademia, 2-3, accorcia le distanze la squadra di Amoroso. Di testa Matera che prolunga per Martignetti, Campanella prova il sombrero, non ci riesce, Martignetti, il servizio per Micoli, entra in area Micoli, il tiro da posizione defilata, la blocca a terra Francesco Mistretta, Cammareri, diagonale alto verso Iannazzo, si allunga di testa, calcio di rigore per l'Accademia Trapani. Daguanno, palo per il tocco di Romano, Benidegna alla sua 200esima presenza in carriera, fa il gol del 3-3 dell'Accademia Trapani. Qui siamo ormai nel recupero a Trapani, occhio a Salazar che salta un avversario, si inserisce in mezzo Matera, invece no, il pallone di Concialdi, Mistretta giù. Mazzotta si coordina, va col mancino, va Concialdi, col mancino, il pallone passa Mistretta, ci arriva Salazar per Mazzotta, si propone addirittura Crivello, Salazar, traversone in mezzo, colpo di testa, il pallone rimane in area, il tentativo in porta di Matera, l'Athletic ripassa in vantaggio, la doppietta di Federico Matera. Qui Concialdi su Mazzotta, mancino nonostante la presenza avversaria, risponde Mistretta, poi Concialdi non scavalca Benivegna, in area Micoli, scarico su Martignetti al cross in mezzo, il colpo di Calagna. La protezione del pallone di Calagna va fino in fondo, traversone in mezzo, alto Micoli. Pallone al limite intanto con Flores, apprezzabile, la conclusione potente, Mistretta risponde lì, Micoli calcia malissimo davanti alla porta, Secan, spazio per l'Accademia Trapani,
Crivello rinuncia all'assalto verso il proprio avversario. Secan, il servizio su Unbié al limite dell'area. Il tiro di Barraco sarà rimesso in gioco da parte di Mistretta a sancire la promozione storica dell'Athletic Palermo in Serie D. Per la prima volta nella storia dei Nero Rosa, il salto della squadra palermitana a festeggiare il trionfo aritmetico di questo girone A di eccellenza siciliana. 21 anni dopo, Palermo avrà una seconda squadra in Serie D. Dunque rientriamo dopo aver visto gli ultimi 4 gol di questa parte di campionato. Naturalmente poi c'è l'ultima giornata e sarà naturalmente festa contro il Partinico Audace per l'Athletic Club Palermo. Chiamo in causa adesso Carlo Troia, che fondamentalmente chiude il giro. Carlo, come ho detto prima con Angelo, l'hai visti in campo, sicuramente avete avuto modo di seguirli, perché comunque giocando una settimana sì, una settimana no di sabato, magari vi è capitato di guardare una squadra. Dacci un po' il tuo punto di vista sull'Athletic, come l'hai visto, e comunque che sensazioni ti ha dato guardandoli giocare anche di fronte a squadre importanti, perché il girone A di eccellenza quest'anno era un bel girone, come spesso accade. Sì, sì, diciamo, come dice Angelo, allora fu una delle prime amichevoli che facevamo, poi era agosto se non sbaglio, quindi c'era anche molto caldo, però già da lì si percepiva l'importanza del progetto Athletic Club. Seguendo da lontano si è visto proprio, si è percepito l'amore e la passione che mettevano in quello che facevano e le ambizioni che avevano, e come comunque vanno a curare molti dettagli. Correggetemi se non sbaglio, avete vinto anche il campionato juniores quindi dico anche lì, guardare i dettagli è fondamentale in tutte le società. Loro lo fanno alla grande e hanno raggiunto l'obiettivo. Assolutamente sì, quindi tra altre cose allargando anche l'orizzonte e facendoci anche un po' di autopromozione. Domani Futsal Zone avremo ospite il coach della formazione di futsal che ha vinto il campionato di C1 maschile, quindi e anche tra le ragazze è arrivata la Coppa Italia, quindi la fase regionale della Coppa Italia, la stagione trionfale per l'Atletic. Andiamo a vedere i risultati e classifica. Anche in questo caso siamo in causa il buon Salvo Geraci che le manda in sovraimpressione. Hanno giocato tutte ieri per garantire appunto la contemporaneità. Accademia Trapani, appunto, Athletic Club Palermo 3-4, San Vito, Don Carlo Misilmeri 2-0, Folgore, Parmonval 1-0, Marsala, Lascari Cefalù 4-1, Ratorio, San Ciro Marineo, Castellammare 4-3, Partinico Audace Gela 1-3, Super Giovane Castelbuono, San Giorgio Piana 1-1, infine Unitas Sciacca Casteldaccia 0-2, per una classifica che vede Athletic Club Palermo vincitrice o vincitore, vediamo se è maschile, femminile, un po' come l'arancina, arancino, ormai non si sa. Comunque scherzi a parte, 74 punti per l'Athletic Club Palermo, Gela 68 punti, Unitas Sciacca 53, San Giorgio Piana 49 punti, Don Carlo Misilmeri 43, poi più indietro Marsala e Accademia Trapani a 40, Parmonval 38, Castellammare 35, San Vito e Folgore Castelvetrano 34, Casteldaccia 30, Super Giovane Castelbuono 28, Oratorio Marino 26, Partinico Audace 23 e poi l'altro verdetto di giornata è la retrocessione aritmetica della Scaricefalù, che è ultima a quota 17 punti. Giampiero, facciamo un po', adesso lo possiamo dire, a briglie sciolte col campionato vinto. Te l'abbiamo già chiesto quando sei venuto, però era un altro periodo della stagione. Adesso possiamo dirlo con i verdetti quasi tutti fatti, col Gela che è già qualificato per i playoff nazionali, con le 4 squadre che ormai sappiamo quali saranno, non sappiamo in che ordine si giocheranno i playout. Dici un po' rispetto a quelle che erano le tue aspettative, cioè le tue aspettative inteso come la tua griglia, perché ti sarai fatto anche tu una griglia di partenza anche a dicembre, quindi a mercato invernale chiuso. Se c'è una squadra dalla quale magari ti aspettavi di più, e se c'è una squadra che invece ti ha sorpreso in positivo delle 15
che avete affrontato? Ma intanto per quanto riguarda i bassi fondi, il playout non è sicuro perché, Questo è anche me. perché in caso di sconfitta del Partinico e vittoria del Casteldaccia non si disputerebbe un playout, che ci sarebbero più di 10 punti fra Partinico e Casteldaccia. Quindi, e questo lo volevo sottolineare. Detto ciò, diciamo una squadra che mi ha sorpreso relativamente, ma penso che abbia fatto un grandissimo campionato, è il Piana. Io credo che il Piana abbia fatto un ottimo campionato, anche le volte che l'abbiamo incontrato, soprattutto nella gara di ritorno, sinceramente è una di quelle che mi è piaciuta di più. Per quanto riguarda noi e il Gela, credo che abbiamo fatto un grandissimo campionato. Secondo me lo Sciacca poteva ed era giusto che riusciva a qualificarsi ai playoff. Purtroppo, ripeto, quando hai avuto lì davanti sia noi che il Gela, che non abbiamo mai mollato, abbiamo fatto tantissimi punti, c'è stato quel momento in cui avevo capito che i playoff non si potessero disputare. Però credo che l'Unitas Sciacca meritava di farli perché anche loro hanno fatto un grandissimo campionato, hanno vinto la Coppa Italia regionale, quindi non credo ci siano grosse delusioni perché poi alla fine le squadre che mi aspettavo fossero ai playout ci stanno e le squadre che mi aspettavo si salvassero siano salvate come Folgore, San Vito, Marsala e quant'altro. Quindi secondo me è un campionato che è stato in linea con quello che mi aspettavo, non c'è stata, quanto mi riguarda, nessuna sorpresa. Ecco, invece a David chiedo, correggimi se sbaglio, prima esperienza in questo girone per te, se te lo aspettavi così, alla fine si potrebbe pensare che una squadra che fa 74 punti in 29 giornate potrebbe sembrare, per chi magari non ha seguito, potrebbe sembrare che è stato quasi tutto facile, però conoscendo anche l'altro versante, conoscendo anche altri ambienti del calcio siciliano, se ti aspettavi un girone comunque particolarmente tosto, perché se, e qui mi permetto anche di esprimere un parere personale, una delle forze dell'Athletic è stata anche quella di portare a casa partite che magari si potevano mettere, tra virgolette, male, o comunque si potevano complicare, però con la forza del gruppo, con la compattezza avete avuto la meglio, e quindi ti chiedo se magari ti aspettavi queste difficoltà, comunque questa intensità in questo girone. Partiamo dal presupposto che secondo me vincere non è mai facile, indipendentemente dalla categoria. Poi, come hai detto tu, noi come squadra siamo riusciti anche nelle partite scusatemi, più sporche a portare i 3 punti a casa, però questo è il fondamento principale secondo me di una squadra che deve vincere il campionato, perché su 30 partite, più quelle che sono di Coppa, 2, 4, 6, è impossibile fare 30 partite con buone prestazioni, quindi anche in quelle giornate diciamo un po' storte, l'importante è portare l'intera posta in palio, e noi siamo stati bravi a farlo, e ci sono state alcune partite dove dovevamo metterlo, il risultato è stato molto meglio rispetto alla nostra prestazione, e qui in questo girone penso che il fattore determinante sono alcuni dei campi avversari che sono ostici. Mette il caso della Folgore Castelvetrano, dove il campo è ai limiti della praticabilità, Casteldacce idem, il San Giorgio Piana, essendo un campo, anche un terreno anche abbastanza difficile, dove loro sono abituati a giocare in quel terreno, che ci mette in difficoltà qualsiasi squadra che gioca lì, e quindi credo che la differenza tra un girone e l'altro sia effettivamente questo, perché io, percorrendo quasi praticamente tutti i campi dell'altro girone, anche se noi andiamo a giocare fuori, io parlo dell'esperienza a Patrone e Ragusa, erano campi che ci permettevano di esprimere magari un bel gioco, di propenso al calcio propositivo, eccetera, eccetera, mentre quest'anno in questo girone abbiamo avuto questa difficoltà accresciuta, perché come ho detto prima, andare a Casteldaccio non è semplice perché il campo non ci permette di giocare. Sono partite che secondo me di calcio c'entrano poco, perché tutti gli schemi, tutte le giocate, tutte le idee passano un po' di lato, perché è difficile. Questa è stata secondo me la nostra più grande battaglia, perché noi, essendo una squadra tecnica che cerca di giocare bene, arrivando a certi campi è difficile
mettere tutte questioni in atto. Io per questo mi aspettavo questa difficoltà precisamente per questo, perché sia l'Athletic, sia il Gel, sia lo Shakhtar, sia qualsiasi squadra di campionato, affrontando queste squadre in queste condizioni sarebbero state sicuramente partite completamente, non dico con dei pronostico aperto, però quasi tutte. Assolutamente sì, tu poc'anzi nominavi il campo della Folgore, la prima cosa che mi è venuta in mente era non per piaggeria nei confronti di Giampiero, è stato quel gol assurdo che hai fatto in promozione, che è veramente qualcosa di irreale, soprattutto se consideriamo Al campo, un risalto del campo che la palla è saltata un po' prima e gli ha permesso di realizzare quel gol, quindi anche lì. lo vedi anche la benevolenza nei tuoi confronti dei tuoi giocatori. Assolutamente. Giampiero, ti chiedo a te adesso una cosa. Lo so, è una domanda banale, però devo farla perché molti potrebbero pensare che la svolta del campionato sia arrivata battendo il Gela, almeno a livello più superficiale. Dimmi se effettivamente è andata così o se magari c'è un'altra partita, anche prima di quella giocata contro il Gela, in cui magari lo avete sempre pensato, il campionato lo vinciamo noi, ma in cui veramente avete avuto, non dico la certezza, ma vi siete sentiti ancora più forti dopo aver vinto una partita in particolare. Ma sicuramente aver vinto lo scontro diretto ci ha dato quello slancio in più, però io credo che la partita di Marsala sia quella che abbia segnato Quella, ti giuro. il nostro cammino, perché al 75esimo eravamo sotto di un gol, poi come diceva David, questa è la forza del gruppo e la forza di avere dei giocatori importanti, perché Lio Spinola tira una punizione che non c'entra niente con questa categoria e poi da lì esce fuori tutto il valore e tutta la forza di una squadra che ha voluto fortemente quei 3 punti. Lì siamo rientrati nello spogliatoio consapevoli del fatto che ce l'avremmo fatta, io ne ero assolutamente convinto. Poi lo scontro diretto, ripeto, è stato quello da grande squadra, perché non dimentichiamo che siamo andati sotto dopo 4 minuti. Siamo andati sotto dopo 4 minuti, abbiamo avuto altri 5 minuti dove c'è stato, tra virgolette, non dico timore, ma un po' di apprensione. Poi la squadra ha fatto quello che ha fatto tutto l'anno. Anche nel momento di difficoltà ha messo palla a terra e ha cominciato a rigiocare. Si è messo lì, non si è mai disunita e alla fine abbiamo raggiunto meritatamente sia la vittoria col Gela che la vittoria di questo campionato. Come diceva David, sono state delle partite difficili, partite dove forse abbiamo raccolto più di quanto abbiamo seminato, però questa è la forza del gruppo, questa è la forza di una squadra che, ripeto, e non lo dico perché voglio far sembrare la nostra impresa ancora più importante di quella che è. Noi abbiamo trovato sempre battaglia, ovunque, per 29 partite. Ovunque siamo stati, in casa, fuori casa, c'è stato sempre il 150% degli avversari, perché vuoi fare bella figura contro la capolista e perché vuoi in tutti i modi provare ad avere il successo. Quindi vi garantisco che molto spesso siamo stati attaccati, e questo ci tenevo a dirlo, per i rigori che abbiamo avuto. Io penso che ce ne mancano 15 rispetto a quelli che abbiamo avuto, perché se arrivi 50 volte dentro l'aria ci sta che prendi tanti rigori, se crei tantissimo prendi tanti rigori. Quindi ripeto, oggi siamo qui a festeggiare, ma vi garantisco che è stata veramente dura e lunga, quindi ce la godiamo tutta, come ha detto David. Tra l'altro tu hai nominato la partita che mi aspettavo che nominassi, ovvero sia quella di Marsala, in una giornata in cui, tra altre cose, c'è stato un momento in cui voi perdevate e il Gel era in vantaggio col San Eravamo Giorgio secondi. Piana, e poi c'è stato il gol del 2-2 del San Giorgio Piana e avete ribaltato la partita. Insomma, le altre cose, la settimana scorsa voi per 10 minuti, un quarto d'ora siete stati aritmeticamente promossi già a Piana, poi il Gel è riuscito a recuperare, anche se poi ha pareggiato. Quindi, insomma, la bellezza di questi campionati così aperti e così tirati. Adesso ti chiamo ti chiamo in causa perché c'è qualcuno da casa che ha una domanda da farti. Intanto parto con i messaggi partendo da quello dell'avvocato Castronovo. Buonasera amici miei, complimenti a tutti i presenti vincitori con merito dei rispettivi campionati. Complimenti a Giampiero da buon direttore sportivo, adesso di Serie D. Ha compreso che da adesso doveva necessariamente cambiare outfit e indossato la giacca. A te la replica. Intanto saluto Giovanni, che è un amico che ha tanto stile, quindi sicuramente lui è un amante dello stile e ha apprezzato l'outfit di questa sera e sicuramente lo verrà a acquistare prossimamente da me. Qui anche un po' di pubblicità che male non fa. Esatto, La esatto. concediamo perché ha vinto il campionato, dai. Scherzi a parte, Rosario Castronovo, Don Castronovo un altro, complimenti, grande mister Tomasello, forza Bagheria.
Saluti da Manfredi Di Giorgio, che saluta il direttore Giampiero Clemente, mister Tomasello. La scena la prende il nostro Carlo Troias di un'altra categoria. Anche a te concediamo diritto di replica, dai. Grazie Manfredi, numero uno Manfredi. E invece il buon Manfredi Di Giorgio chiede ad Angelo Tomasello: sei andato con il cavallo in trasmissione, trattamelo bene. A te la parola. Il cavallo non l'ho portato, Manfredi, l'ho lasciato a te e so che è in buone mani e sta riposando, immagino, in questo momento. Quindi, no, tienilo tu il cavallo. Tra l'altro il cavallo che ormai è diventato l'animale del calcio siciliano, perché diciamo che dalla canzone del cavallino, diciamo, ha preso il posto quella che 2 o 3 anni fa era Bambola, me lo puoi confermare Giampiero? Assolutamente sì. Diciamo che gusti musicali, ragazzi, chi fa calcio Variano. dilettantistico, questo è. Mi dispiace, ma da cultore della buona musica, purtroppo questo ci dobbiamo accollare. Scherzi a parte, Rosario Castronovo, Forza Bagheria, Mimmo Scialab, buonasera a tutti in studio, congratulazioni al direttore Giampiero Clemente, al mister Angelo Tomasello. Atletica e Bagheria meritano le nuove piazze della prossima stagione, complimenti alle rispettive società per le vittorie dei rispettivi campionati. Adesso spero alla mix squadra il Casteldaccia che si possa salvare, lo spero per i tanti amici che ho lasciato che meritano di rimanere in categoria. Poi vabbè, complimenti al sottoscritto, come sempre eccessivi. Giorgio Stassi, buonasera a tutti, al direttore Clemente, a Capitan Valenca, un saluto particolare al mio mister Tomasello e a mister Troia, perché poi sembra che si dimenticano di te, ma in realtà non si dimenticano di te. E poi Salvatore Florio che scrive mister Tomasello numero 1. Allora, mister, così poi facciamo anche una chiusura sul tema dell'eccellenza. Ehm, L'unica differenza paradossalmente tra Atletic e Bagheria è che voi avete inseguito, mentre loro sono stati sempre in testa. Ti chiedo, dove sono le difficoltà nel fare un campionato di testa invece? Poi parliamo del campionato ad inseguire, intanto ti chiedo da fuori quanto può essere difficile stare sempre lì davanti. Ma sicuramente per fare un campionato di testa devi avere, diciamo, come dire, una struttura importante, soprattutto da un punto di vista mentale. Cioè, finisce la partita, vinci e stai esultando, ma già subito devi pensare alla partita successiva perché non ti puoi permettere nessun rallentamento, soprattutto in un campionato come quello che è venuto fuori quest'anno in promozione, perché nonostante diciamo, i risultati importanti che abbiamo ottenuto nel corso dell'anno, abbiamo avuto di fronte una squadra, il Montelepro, a cui ho fatto immediatamente i complimenti, che ha tenuto testa tutto l'anno, non ha mollato, è sempre stata veramente la testa ce la siamo divisi perché per una parte dell'anno siamo stati davanti noi, poi a un certo punto sono passati davanti e li abbiamo superati solamente alla penultima giornata, per cui è stata una corsa molto lunga, faticosa e siamo stati bravi a non, come dire, a non abbatterci quando sembrava che questi avversari veramente non si fermassero mai, perché una squadra che è stata capace, va riconosciuto, di fare 13 vittorie di fila, per cui stare comunque a quel ritmo significa che anche tu vinci ogni domenica. Quindi ragazzi siamo stati bravi a tenere testa e soprattutto se devo, poco fa si parlava di momenti topici della stagione. Sicuramente noi abbiamo avuto un momento particolare quando nello scontro diretto nel girone di ritorno abbiamo subito il loro pareggio al 96esimo con un calcio piazzato, vittoria nostra che poteva significare l'aggancio in quel momento, quindi abbiamo mancato l'aggancio. Sicuramente ricominciare il martedì dopo aver subito quel gol non è stato semplicissimo, ma là la squadra si è rivelata, come dire, forte anche mentalmente perché comunque ci siamo detti che comunque al di là del fatto di non averli agganciati nello scontro diretto, il campionato era ancora lungo e che se noi non avessimo avuto passi falsi, sicuramente poteva succedere a loro di averli e quindi alla fine la nostra perseveranza, la nostra costanza è stata premiata e siamo veramente contenti perché noi siamo partiti a luglio dicendo apertamente, senza, come dire, senza nasconderci, che avevamo questo obiettivo. Eh, lo abbiamo detto apertamente, senza nemmeno poi nel momento della partenza essere poi così sicuri di avere veramente le vesti per poter recitare questa parte. Abbiamo indossato come dire, abbiamo avuto tutto l'anno un po' questa maglia addosso della squadra favorita per questo torneo e quindi anche reggere un po' questa pressione non è semplice. Non è semplice poi in un posto come Bagheria, non è semplice in un posto dove comunque non è nemmeno il supporto del pubblico perché siamo stati tutto l'anno
da soli a farci forza con la società e quindi diciamo va, come dire, il sacrificio e l'impegno è stato, come dire, ancora più importante per raggiungere questo obiettivo e quindi è chiaro che siamo molto felici. Io da bagherese il mio percorso, diciamo, a Bagheria era iniziato l'anno scorso e ho dovuto lasciare poi per impegni personali e quindi il fatto che la società abbia voluto, diciamo, quest'anno ricominciare con me, nonostante quello che era successo l'anno prima, dico, non era scontato che mi richiamassero, quindi è sinonimo, diciamo, di stima da parte loro nei miei confronti, quindi ho sentito questa responsabilità e il fatto poi alla fine di aver risultato tutti assieme mi rende molto molto felice. Assolutamente sì. Chiudiamo questo passaggio sull'eccellenza girone A, passiamo al girone B. Ricordiamo che, come ho già detto prima, l'eccellenza chiude tra 20 giorni, vedete, il 27 aprile con l'ultima giornata. Andiamo a vedere invece cosa è successo nel girone B con i risultati del turno numero 29. Ancora nessun verdetto lassù. Già da qualche settimana abbiamo invece il verdetto della retrocessa che è il Città di Mister Bianco. Vediamo i risultati di ieri partendo da Avola Aci Sant'Antonio 2-0, Mister Bianco vittoria 0-7, Atletico, Imesi Atletico Catania Ionica 1-2, Milazzo Leonfortese 2-0, Modica Gioiosa 0-0, Nebros Mazzarrone 1-2, Real Siracusa Belvedere Leonzio 2-1, Sport Club Palazzolo Rosmarino 2-0 per una classifica che vede in testa adesso da solo nuovamente il Milazzo di Mister Bognan a 63 punti, poi Modica 61, Vittoria 60. Queste sono le squadre che aritmeticamente si giocano ancora il primato quando mancano 90 minuti alla fine della stagione, poi Avola 55, Nebros 51, quasi certe di un post ai playoff. A seguire Atletico Catania e Palazzolo 38, Gioiosa Leonzio 37, Rosmarino 35, Ionica 34, Leonfortese 33, Mazzarrone 31, Aci Sant'Antonio 25, Real Siracusa Belvedere 24, Città di Mister Bianco 6 punti. Promozione con la festa di ieri del Bagheria, ormai praticamente giochi fatti, visto che la regular season si è chiusa ieri, quindi prima di entrare nel vivo, complimenti oltre al Bagheria in ordine di girone, Messana per il girone B, Giarre per il girone C e Niscemi, che abbiamo già, tra virgolette, celebrato nelle scorse settimane per il girone D. Interpello Carlo perché io già un piccolo accenno di sensazioni con Angelo l'ho avuto ieri in live dopo il triplice fischio. A te non ti ho chiesto niente perché ti volevo carico a pallettoni per stasera. Eh, le sensazioni, le emozioni, perché come ha detto il mister, come hanno detto del resto, in casa Bagheria, sorpassare alla penultima curva e poi arrivare a braccia alzate al traguardo è forse qualcosa che dà un qualcosa in più, un ingrediente in più per festeggiare, per essere ancora più felici. Sì, sì, sicuramente allora, le emozioni di ieri sono state importanti. Ancora oggi, diciamo, dovevamo metabolizzare un pochettino la cosa. Ehm, Arrivare così alla fine è dura, perché è dura, devi stare sempre lì sul pezzo. Noi siamo stati bravi ad esserlo, però se poi analizziamo, forse è ancora più bello. Cioè, è più bello arrivare lì, proprio una gioia immensa. Poi io sono qui da 2 anni, perché l'anno scorso ho iniziato al Mister, e come lui ha detto, per questioni personali ho dovuto lasciare. Io sono rimasto e quest'anno ci siamo ritrovati. Quindi 2 anni di lavoro, ho portato questo progetto avanti e finalmente ieri siamo riusciti a portare questo Bagheria in eccellenza, quindi sensazioni bellissime. E alla fine quello che ci eravamo prefissati siamo riusciti a fare. Assolutamente, tra l'altro è scoppiato il putiferio, ve lo dico, tra i commenti, perché chiaramente i ragazzi Manfredi Giorgio col featuring di Giorgio Stassi, tipo. Adesso è subentrato anche Cristian Costa. C'è Figlioccio. c'è veramente il putiferio in questa chat. Allora facciamo così, andiamo a vedere quel che è successo ieri al comunale.
Poi voglio fare una riflessione personale. Stasera è la sera delle riflessioni, perché ne ho fatta una prima sugli arbitri, dopo l'episodio di, di- di, mh, di riposto di ieri dell'arbitro aggredito. Adesso ne facciamo uno po' più leggero, però sempre un pochettino, perché a me piace punzecchiare. Questa volta ce la prendiamo con le istituzioni. Immagini di Bagari Aspra, del derby, che anche lì vi ha visto un pochettino tremare, ma ora ne parliamo. 5-3, Bagheria che vince il campionato, le immagini e poi le commentiamo insieme. Sono passati tanti giorni dall'ultima volta che Bagheria ha conosciuto il campionato di eccellenza. Il numero è incredibile, 4.368 giorni. Oggi però ci sono tutti i presupposti per provare a far festa, Aspra permettendo. Amici di Sportivi Siri, bentrovati da Francesco Cammucca allo stadio comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Aspra, ultimo giorno di scuola per il campionato di promozione Sicilia Girone A. Dopo questo minuto di silenzio per ricordare Sara, che di fatto è stata l'ultima in ordine di tempo, speriamo che lo sia definitivamente, di questi episodi di violenza ingiustificati e ingiustificabili nei confronti delle donne. Giorgio, che cambia per l'ennesima volta ruolo in questa sua stagione, oggi fa il terzino sinistro, qui intanto opera questo cross, colpo di testa subito da parte di Caracappa e pallone che si perde al lato, occasione. Timiglia con numero 6 Cina, numero 7 Bordoni, numero 8 Biondo, numero 9 Scordato, mentre intanto Gio calibra il sinistro, la parata da parte di Chiello, già 2 palle gol in 3 minuti e mezzo per il Bagheria. Qui intanto conclusione, sopra la traversa ci ha provato Di Giorgio. Qui la battuta Caracappa, pallone lunghissimo, colpo di testa di Perricone e la sblocca il Bagheria con Perricone, uno dei più attesi, uno di quelli che nonostante giochi dietro il gol ce l'ha nel sangue. 7 minuti, 19 secondi, la capolista l'ha già sbloccata. L'anno scorso ha vinto la Coppa Italia promozione con il San Vito, insieme tra gli altri anche a Manfredi Di Giorgio. Qui la giocata centrale, Fiorentino, conclusione che si perde fuori non di molto, c'è stata deviazione e allora calcio d'angolo. La battuta, questa volta primo palo Stassi, l'ha messa il capitano, il gol del 2-0 del Bagheria e qui non poteva mancare la dedica per la futura nascita, per la futura paternità del bomber e capitano del Bagheria, che al quarto d'ora vola sul 2-0. Fiorentino fronte alla porta, Fiorentino limite sinistro e c'è gloria anche per Fiorentino che trova il punto del 3-0 e adesso si scappa senza più timore, senza più guardarsi le spalle il Bagheria. 3 gol di vantaggio. Da parte di stagione diversi big sono partiti, ma intanto arriva il gol di Giacomo D'Agostino, col numero 11 in stagione. Lucera prova a passare, riesce a saltare il suo diretto avversario. Lucera ingresso in area, evita anche Cina. Conclusione di Lucera che piega le mani a Chiello. Poker servito per il Bagheria e nel giorno più importante non poteva mancare la firma del capocannoniere. 4-1. Al ritorno in eccellenza. Bartoloni con l'alleggerimento sbagliato d'Agostino, dribbla Cagnina e deposita in porta e qui diciamo che il Bagheria il gol se lo fa da solo, è doppietta e sono 12 in campionato per Giacomo D'Agostino. Battuta lunga dell'argentino a cercare la corsa di Giglio. Giglio è più veloce dei suoi avversari, lo inseguono i due. Tarantino, Giglio, la respinta a gamba aperta, a piede aperto di Chiello. A gran voce da D'Agostino, posizione regolare. Ciancimin fronteggia, passa per vie centrali, Scordato, va giù, calcio di rigore. Dai 11 metri c'è Scordato, il fischio dell'arbitro. Scordato spiazza Cagnina e c'è un solo gol di vantaggio adesso per il Bagheria. Segna il giovane numero 9, Aspra a -1. Capito del Bagheria che qui attacca sempre con Giglio fermato. Ancora Giglio, passa in mezzo a 2, Giglio, conclusione! Fuori non di molto, prova a mettersi in proprio qui Giglio.
Cicalese, la palla per Quartuccio che la perde, Giglio per Stassi che fronteggia, Stassi! E arriva forse adesso il gol che ristabilisce le distanze, non poteva che segnarlo lui, non poteva che essere di Giorgio Stassi la firma, quinto sigillo per il Bagheria che adesso inizia a intravedere lo striscione. Poggio per Giglio che ha tanto campo da prendere, Giglio ai 20 metri, se la porta al sinistro, Giglio ancora, Giglio cerca luce per il tiro, la trova adesso Giglio, l'appoggio! E la palla sulla traversa, clamorosa opportunità qui per Gallina. Incontro Bartoloni, riceve, servizio per Andrada, Andrada fronteggia, il dribbling, Andrada, altro dribbling, sempre Andrada, la respinta di Chiello, è andato ad un passo dal golaso Josué Andrada. 4.368 giorni dopo il Bagheria torna in eccellenza, lo fa con grande merito, lo fa dopo una cavalcata straordinaria dal Marsala all'Aspra, dal 2013 al 2025 torna la città delle ville a giocare il campionato di eccellenza. Torniamo, non sono Francesco Cambuca, ma sono Salvo Rifici. Avete visto le immagini della vittoria del Bagheria 5-3 contro l'Aspra, tanti gol di mister Tomasello, ma diciamo il Bagheria ci ha abituato durante gli anni, anche durante la tua gestione, a tanti gol. Io mi ricordo il tuo vecchio e mai dimenticato Sant'Anna, anzi il boss, Sant'Anna era una squadra che segnava tantissimo, e quest'anno diciamo che avete dimostrato anche a suon di gol quella che è il merito di aver diciamo salito di categoria, avete conquistato l'eccellenza. Ti volevo chiedere, mister, poi torniamo chiaramente anche a parlare con i ragazzi dell'Athletic Palermo, la parabola del tuo Bagheria. Voi avete diciamo cominciato benissimo il campionato, avete avuto una fase diciamo più o meno centrale in cui non riuscivate a vincere, non perdevate ma non riuscivate a vincere, e avete pareggiato partite che comunque sia erano quasi in cassaforte, e in quel momento c'è stato diciamo la bella parentesi Montelepre, che comunque sia ha meritato quello che è stato diciamo la vetta del campionato. Tu, volevo chiederti da un punto di vista, diciamo, parlami con la verità, hai temuto realmente di non vincere questo campionato vedendo la continuità del Montelepre nel mantenere la prima posizione in classifica, o comunque sia eri convinto che prima o poi in un passo falso della scuola di guida, e quindi tu eri sicuro di prima o poi superarla in classifica? Hai detto bene, abbiamo avuto noi una fase che è coincisa con il mese di dicembre. Il mese di dicembre è stato un periodo in cui noi abbiamo fatto 4 pareggi consecutivamente in campionato, però fortunatamente in quel periodo anche il Montelepre ha fatto qualche pareggio, per cui non ci siamo allontanati più di tanto, siamo sempre rimasti molto vicini entrambe le squadre. Eh, Chiaramente diciamo il percorso va analizzato nella sua interezza. Questa squadra ha fatto su 20, quante sono le partite? 24, 26, 20, 24 partite. Abbiamo fatto solamente una sconfitta alla terza giornata, sconfitta netta dalla quale poi siamo ripartiti con 7 vittorie di fila. Poi abbiamo avuto questo periodo che, come sappiamo, è un periodo un po' particolare del calcio dilettantistico, quindi diciamo probabilmente è stato un momento dove c'è stato diciamo qualcosa che non stava andando per il verso giusto, però siamo stati bravi, come dire, a risistemare le cose anche all'interno del nostro gruppo, e poi siamo ripartiti forte, e quindi diciamo la sensazione proprio di non farcela non l'ho mai avuta. Sicuramente era palese, era evidente che comunque avevamo di fronte un avversario che, come ho detto poco fa, ha fatto 13 vittorie di fila, per cui lo metti in conto comunque che non si fermano, però diciamo noi dal nostro canto abbiamo avuto sempre la voglia di non mollare settimana dopo settimana, e alla fine siamo stati premiati, e quindi prendiamo quelli che sono diciamo le giuste soddisfazioni da questo percorso. Alla fine diciamo il Bagheria comunque ha fatto un percorso importante, perché siamo stati miglior difesa, miglior attacco di questo campionato. Abbiamo avuto il capocannoniere Raimondo Lucera, che fra Conosci bene. campionato e Coppa credo che abbia segnato 26-27 gol quest'anno. Raimondo dico, lo conosciamo tutti. Raimondo è fuori categoria non solo per la promozione, ma anche per altre categorie dal mio punto di vista.
però sappiamo pure che il Raimondo, affinché sia fuori categoria, diciamo, si devono creare delle condizioni particolari, per cui i pianeti si devono allineare tutti. E quindi far sì che questi pianeti si siano allineati, secondo me anche è stato un lavoro importante che abbiamo fatto, e quindi è un grande Raimondo, sa il bene che gli voglio, e quindi gli auguro di continuare così e di fare sempre tanti gol, perché ha dei numeri, ripeto, io secondo me fuori categoria, ma ripeto, ma parlo di oltre l'eccellenza, assolutamente. Io a proposito, poi è una domanda che farò pure a Giampiero, quindi la faccio prima ad Angelo e poi una cosa che riproporrò pure a Giampiero. La capacità di mantenere anche da parte della società e poi dello staff tecnico, di mantenere una sorta di equilibrio all'interno di uno spogliatoio o di una situazione, perché secondo me, anche se sei là sopra e se comunque sia stai vincendo, non è facile mantenere la stessa concentrazione, lo stesso equilibrio per tutte quelle partite, perché hai o gente dietro che ti insegue o gente avanti che non vuole essere raggiunta. In questo momento, che tu poc'anzi hai diciamo, menzionato, diciamo a cavallo di dicembre, hai avuto magari Giorgio Stassi infortunato, Manfredi Di Giorgio infortunato, Florio mi ricordo che era pure infortunato, quindi sono usciti quei giocatori che magari inizialmente non erano, diciamo, tra virgolette, di prima fascia, o comunque sia, non erano stati presi perché dovevano fare un campionato da protagonista, ma poi magari che ti sei ritrovato. Lucera, che era sicuramente uno di quelli, secondo me, a Bagheria ha trovato una dimensione, ne parlavamo sempre con Francesco settimana dopo settimana, l'abbiamo visto sempre come più un leader di questa squadra. Tu gli hai dato la fascia di capitano, per qualche partita ha fatto il capitano, che quasi inaspettatamente, per quello che è il carattere appunto di Raimondo, che è molto, diciamo, vivace, però forse questo suo atto di responsabilità appunto da parte dello staff, della società vostro, lo ha fatto crescere, maturare ed è stato alla fine decisivo per il vostro cammino. Sì, diciamo che fra le, come dire, nel nostro lavoro poi rientra come dire, la capacità di comprendere quali siano le strategie migliori per far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione. Raimondo chiaramente è un ragazzo che se responsabilizzato dal mio punto di vista ti dà tanto. Lui ha sentito questa estrema fiducia, e soprattutto nel momento in cui noi abbiamo avuto poi il lungo infortunio di Giorgio, di cui siamo stati privi per diversi mesi. Lui, secondo me, in quel momento ha sentito proprio questa responsabilità di prendersi carico del peso offensivo della squadra, e là lui ha fatto, diciamo, veramente bene. Poi tu citavi alcuni ragazzi che sono venuti fuori. Chiaramente quando si parla del Bagheria subito vengono in mente nomi di Lucera, Stassi, Perricone, che sono, diciamo, Giorgio e Aldo Perricone sicuramente quelli più grandi, più rappresentativi, ma quest'anno sono emersi dei ragazzi che secondo me si sono, come dire, affermati, giovani, come vari Costa, Florio, Domenico Fiorentino, Caracappa, Giglio, quindi dei ragazzi che hanno tante qualità, ma probabilmente, diciamo, non erano considerati ancora pronti per fare un campionato di vertice. Lo hanno dimostrato di esserlo, e quindi sono molto contento per loro. Giampiero, ti voglio coinvolgere perché così facciamo un po' un ping pong tra le due cose, poi andiamo a vedere più o meno, ne abbiamo parlato, non penso, della promozione dei risultati, così andiamo a analizzare la giornata di ieri. Giampiero, tu, diciamo, sei un abituato alle promozioni, alle vittorie sul campo, solitamente l'hai fatto da giocatore, diciamo, la maggior parte dei casi. Questa è la prima vittoria di campionato da dirigente, se fai, ok? Quindi ti voglio chiedere le differenze, perché da giocatore sei protagonista in campo e quindi in un'altra veste, da dirigente sei protagonista pure, ma appunto fuori dal campo. Ti voglio chiedere tu personalmente qual è la differenza, e se puoi dirlo, se c'è un qualcosa che preferisci, se preferisci una vittoria da dirigente o una vittoria da giocatore. Ma la differenza è che, diciamo, farla da calciatore, e io ho avuto la fortuna di essere un calciatore che nel bene o nel male era sempre un po' al centro dell'attenzione, quindi contavo su di me, contavo sui miei compagni, ma sapevo delle mie qualità e quindi mi affidavo a me. Quest'anno mi sono dovuto affidare a loro, a parte gli scherzi è un sapore diverso, ma ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi eccezionali. Abbiamo avuto dei ragazzi con una responsabilità enorme. Qui accanto a me ho il capitano, che è uno di quelli che
sinceramente mi ha aiutato tantissimo a fare in modo che le cose andassero bene. Ci sono degli esempi all'interno dello spogliatoio, ma sarebbe troppo facile dire Mazzotta, Crivello, Micoli, Sangaré. Io oggi dico Totò Di Carlo, che è arrivato da grande protagonista, ha accettato il ruolo di secondo dandoci una mano, dico i vari Mistretta, Calagna, giovani importanti che ci hanno aiutato ad arrivare all'obiettivo. Quindi, ripeto, il sapore è diverso, perché il calciatore la può, tra virgolette, la partita non la subisce come la subiamo noi da fuori. Quando sei in campo io ero un poco ansioso in campo perché pensavo solo a giocare. Quando sei fuori al campo magari stai lì, hai l'orecchio anche da qualche altra parte, devi guardare cose che prima da calciatore non guardavi nemmeno, però come ti ho detto prima, è il mio secondo anno da direttore, perché il primo io non lo calcolo come un anno da direttore perché facevo direttore giocatore, ma io mi rendevo conto di fare il giocatore perché se sei in campo non puoi fare il direttore fuori. Quindi al secondo anno da direttore raggiungere la mia prima vittoria, per me, io sono felicissimo. Io voglio fare questo nella vita, ho fatto soltanto questo, conosco solo il calcio e diciamo che la mia attività, non per fare pubblicità occulta, per me è un dopolavoro. Il mio lavoro vero da quando ho 12 anni è il calcio e quindi mi concentrerò per crescere. Quest'anno avere la fortuna di lavorare con questi ragazzi e con una società che è cresciuta tantissimo, perché noi non dimentichiamo che molte persone, molti direttori si devono consultare con un presidente. Io ne ho avuto 8, quindi devo dare, tra virgolette, conto e ragione a 8 persone che fanno degli investimenti e in un modo o nell'altro devi rapportare quello che sta accadendo. Quindi per me è una vittoria fondamentale e spero di farne ancora tante da direttore. Passa il microfono al tuo capitano, perché e tu lo passerò a Carlo così lo coinvolgiamo pure. Sarà una deformazione professionale, ma a me piace dare merito ai direttori sportivi che spesso non vengono dimenticati, bravi. Se vincono i campionati allora vengono ricordati. In questo caso va bene Giampiero, va bene Ciccio Tantillo, che sono due direttori che hanno vinto quasi sempre, lui da direttore ma più da giocatore. Però non sanno che per vincere quello che c'è alle spalle, perché il loro lavoro parte già Giampiero dalla prossima settimana penserà da ieri, esatto, penserà già alla prossima stagione, e poi durante la settimana ci sono così tanti problemi, così tante vicissitudini che possono essere dove allenarsi, se manca l'acqua calda, se un giocatore è senza passaggio, sto dicendo fesserie, le cose più gravi. Quindi io ti voglio chiedere, dai un giudizio del lavoro del tuo direttore sportivo, e dirlo diciamo in diretta, che direttore sportivo è stato Giampiero, quanto ha influito nella vittoria del vostro campionato, e non parlo solamente perché chiaramente il ruolo del direttore sportivo è settimanale, non è la domenica siete voi i protagonisti. Quindi voglio da te un giudizio, visto che sei un giocatore di esperienza e ne avuti tanti direttori. Non ti voglio dire se è il tuo migliore direttore, perché non sarebbe giusto nei confronti magari degli altri, ma un voto a Giampiero Clem. Stai mettendo in difficoltà che sta guardando male già. No, il direttore ha fatto, come ho detto prima del mister, il rapporto che si è creato col direttore dentro questo gruppo era, noi lo guardiamo come direttore con rispetto tra le parti, tra le figure, però è uno di noi, nel senso che giustamente noi ci confrontiamo, poi con me particolarmente, che sono una persona, devo ammetterlo, un po' pesante, che voglio che sia tutto dritto. E quindi lui si è dovuto confrontare spesso con me e devo dire che se un voto ad oggi non gli do il 10 perché c'è sempre spazio da migliorare, però un 9,5 ci sta tutto, perché ci ha cercato in tutti i modi, tutti i qualsiasi modi di risolvere le nostre questioni, i nostri problemi, perché tutti lo sanno, i giocatori sono come le prime donne. E qua faccio mea colpa anche a tutti noi, perché siamo delle principesse, vogliamo essere accontentati praticamente in tutti. A volte ci dimentichiamo che le persone fanno sforzi e per variedissime ragioni a volte non possono avere i tempi che noi volevamo che loro avessero. Quindi affrontare queste difficoltà, perché giustamente il lavoro del direttore è un lavoro un po', non dico ingrato, però si deve rapportare sia con noi sia con la società, quindi rapportarsi con tutte, magari dicendo la società, mettendo un po' calma, un po' il freno nel dire cose, noi con giocatori volendo le cose in fretta, fare questo lavoro ci vuole una elasticità, una praticità, una pazienza, una tenacia bestiale, quindi penso che
sopportare 20 persone come me nello spogliatoio, perché come me ce n'erano tanti, non è stato sicuramente facile, però alla fine penso che la felicità e le soddisfazioni che l'abbiamo date quest'anno penso che pagano tutta la nostra pesantezza, mettiamola così. Che poi si dice che l'allenatore ha un ruolo difficile perché deve avere a che fare con 20 giocatori, ma Giampiero, comunque sei il direttore, con 20 giocatori, 8 presidenti, cioè, sono 30 le persone con le quali deve fare i conti ogni settimana. Carlo, a te chiedo, tu sei un fedelissimo di Mister Tomasello, diciamo, l'hai seguito in lungo e in largo e sei appunto uomo di fiducia di Angelo. Questa vittoria è il coronamento di diciamo un percorso che avete fatto insieme e che quest'anno meritavate diciamo di coronare appunto con questa vittoria. Ti voglio chiedere quanto hai imparato dalla cura, diciamo, dalla vicenza di Angelo Tomasello e quanto secondo te ancora c'è da lavorare insieme e da imparare nello stare accanto con Angela, se quest'anno hai visto un Angelo diverso rispetto agli altri anni nella gestione del gruppo, nella gestione degli allenamenti, o se comunque sia lui, diciamo, è sempre stato lo stesso e comunque sia anche per questo, diciamo, il vostro lavoro è stato uguale a prima. No, allora, Angelo, noi iniziamo come sai benissimo da Sant'Anna, quindi da tanto tempo sono con lui. Sempre lo stesso. Scusa, no, per dirlo, mi vanto di essere stato quello che gli ho detto immediatamente non potevo giocare a calcio. L'ho detto subito, Vero, ho vero, conosciuto là, assolutamente. si era presentato come il capitano del Sant'Anna e io ho detto subito non potevo giocare, continuo. Però facevo la terza categoria, attenzione, dico, però da persona intelligente ho preso altre strade. No, allora diciamo, io personalmente sono cresciuto tantissimo, ma dico nel tempo, negli anni, Angelo è cresciuto anche lui e non è sempre lo stesso, anche perché comunque ogni stagione non è mai la stessa, cioè anche lì nella gestione del gruppo non trovi ogni anno dei gruppi uguali, trovi delle difficoltà diverse, affronti campionati diversi, quindi anche lì bisogna essere bravi ad adattarsi, lui in questo caso lo è. Devo dire che ho imparato tantissimo anche qui nella gestione. Quest'anno diciamo, abbiamo coronato veramente, diciamo, abbiamo raggiunto un traguardo che per noi era importantissimo. Ci siamo prefissati questo obiettivo fin dall'anno scorso. Averlo raggiunto è stato importantissimo e tra virgolette, diciamo, ci ha premiato il lavoro che da tanti anni, diciamo, facciamo assieme. Bene, bene. Andiamo a vedere i risultati di ieri perché comunque sia della promozione di Girone A e poi brevemente la carrellata anche degli altri, ma non le dico tutte, no, perché Camuca si è posteggiato lì in alto a destra. Allora, il Bagheria 90-11 ha vinto 1-0 contro il CUS e si andrà a fare i play-out da migliore classificata. Adesso vado a leggere la classifica. Il Mazzara ha vinto contro la Marghetese 3-2, lo Sport Palermo ha vinto 4-0 contro il Renzo Piccolo e si è salvata. Il Bagheria l'abbiamo già detto, il Montelepro ha vinto 3-1 col Borgetto, il Regina Mundi 7 gol all'Alcamo e il Fulgatore ha vinto a Valderice 3-0. Diciamo, il Bagheria ha vinto il campionato, il Montelepro andrà a fare i playoff, però correggimi se sbaglio Angelo, non li farà col Fulgatore perché c'è troppo partita, penso che sia Regina Mundi contro Cus, chi vinto giocherà contro il Montelepro. Okay. Mentre Bagheria e Valderice si andranno a fare i playout in casa del Bagheria sarà il 27 aprile, così come sarà l'ultima giornata di eccellenza, perché ancora loro hanno finito ma ancora i ragazzi hanno l'ultima giornata da giocare. Girone B, vado a leggere più o meno quella che è la classifica che abbiamo finito. Il Messana ha vinto il campionato di un punto sul San Fratello Acquadolcese. Anche lì qui i playoff non si faranno perché ci sono ben 16 punti tra la seconda e la terza, quindi il San Fratello Acquadolcese praticamente aspetterà chi appunto vincerà del vostro girone, quindi una tra CUS, Montelepre e Regina Mundi. Per quanto riguarda invece giù la bassa classifica, Aluntina Atletico Messina sarà il playout con il Sant'Alessio che è stato retrocesso.
Girone C, che è un girone che ci interessa molto perché ci sono dei diversi palermitani, Gioacchino Serio, Davide Cariotto, perché per il rotto della cuffia, così come il Bagheria ha superato il Montelepre, anche il Giarre ha superato il Camat già 2 settimane fa e non ha perso l'occasione di festeggiare in casa contro il San Pietro, che ha perso 6-3, vincendo appunto il campionato con 60 punti, uno in più rispetto al Camarat, che si è classificata seconda, e anche qui non ci saranno i playoff perché ci sono ben 16 punti sulla terza. Mentre per quanto riguarda i playout, il Serra di Falco giocherà in casa contro il Riposto. Riposto è quel posto, scusate il gioco di parole, dove è stato praticamente successo l'inferno ieri. Male. Girone D, anche qui, vabbè, il Niscemi già aveva vinto tipo 2 settimane fa. Secondo l'Atletico Megara, però qui si fanno i playoff, perché ci sono 5 punti solo di distacco. Non si fanno solamente quelli tra Atletico Megara e Noto, ma ci sarà Pro Ragusa contro Priolo. Chi vince giocherà contro Atletico Megara. Poi la vincente di questo playoff giocherà contro il Camarat. Per quanto riguarda i playout, Frigentini contro Città di Canicattini, mentre la Cicalatea è retrocessa in prima categoria. Abbiamo highlights di promozione? No, già l'abbiamo visti, quindi possiamo fare il riepilogo finale. Giampiero, ritorniamo. Allora, la stagione che tu hai iniziato, ne abbiamo parlato quando sei venuto qui ospite, hai cominciato non da direttore dell'Athletic, perché come tu ci hai raccontato avevi iniziato il percorso in un'altra società d'eccellenza, poi dopo le prime settimane sei tornato alla base, fortunatamente, per sia l'Athletic, che ha avuto in te l'uomo giusto per ottenere il salto di categoria, e che per te stesso che ti sei preso soddisfazioni in casa tua. Poi il percorso più o meno tortuoso, perché è stato un campionato molto difficile, per arrivare fino alla fine. Francesco poco fa ti ha chiesto, da quello che mi dicono, la partita che ha segnato il momento chiave. Io ti volevo chiedere invece, più che la partita, se puoi dire quali sono, perché noi qui abbiamo un capitano in una squadra piena di capitani, secondo me, perché appunto poc'anzi è stato menzionato Mazzotta, Crivella, eccetera, eccetera. Ti volevo chiedere se tu, nel tuo ruolo di direttore, hai avuto un aiuto, un incentivo, una collaborazione da parte di qualcuno che magari non abbiamo menzionato, di qualcuno che invece è stato menzionato, magari può essere un giocatore stesso, nello svolgere il tuo lavoro da qui fino alla fine. Parlo di, che ne so, un tuo collaboratore, un giocatore che ha fatto il ruolo di giocatore direttore, oppure un membro della dirigenza che ti ha aiutato sotto questo punto di vista, sia nella scelta dei giocatori a inizio campionato e a metà campionato, sia nella gestione di alcuni momenti che chiaramente durante la stagione, perché voi siete una squadra che vi allenavate per esempio al velodromo, ma poi giocavate a Terrasini, quindi chi ti ha aiutato, se ti ha aiutato qualcuno nella gestione di una stagione che comunque sia è stata una stagione trionfale? Ma sicuramente c'è stato un lavoro importante da parte di molte persone. Io credo che oggi menzionare Umberto Calaiò sia doveroso, è fatto in 4 per noi, i nostri magazzinieri, Nando Granata. Poi per quanto riguarda la società, ho avuto tutti sempre molto vicini, a partire da Leonardo Ciccarelli, Davide Lafiore, Walter Bertucci. Nomi che noi sappiamo, ma magari non lo sanno gli altri, quindi è giusto pure. No, ma il bello di questa società è proprio questa, che tu hai a che fare con 8 persone che però hanno delle esigenze particolari, ma allo stesso tempo ti sono vicine. In un modo o nell'altro mi hanno aiutato nella mia crescita, perché io non ho la presunzione di sentirmi Moggi. Io è il secondo anno, devo crescere tantissimo, e non è detto che sei stato un grande calciatore, hai la certezza di essere un grande allenatore, un grande direttore. L'esperienza si fa in campo. Sicuramente dall'esperienza dell'anno scorso ho lavorato su me stesso, ho lavorato sugli errori che ho fatto, inizialmente, come ho detto, per un'incomprensione, per qualcosa che non era andata bene, si era deciso di separarci, però anche in quel periodo la società mi è stata sempre vicino, mi chiamava in continuazione, mi diceva che stavo sbagliando, non voleva che andassi via, perché sono 6 anni che ora inizia il 6º anno che sono assieme, a questa società capitanata da Gaetano. Ci tengo a nominare Gaetano Conte, che è una delle persone che ha creduto in questo progetto in modo particolare quando tutti non ci credevano. Cioè lui ha sognato e ha visto quello che stiamo facendo oggi 10 anni fa. Quando sono arrivato io in promozione qui a Resuttana San Lorenzo, e io a volte glielo dico per scherzare, dico: Presidente, questa società la conosci tu, tua moglie.
oggi ha creato un indotto di persone, di curiosità, di tifosi, di dirigenti, di giocatori. Noi abbiamo vinto col calcio a 5, abbiamo vinto con la Juniores, si sta cercando di andare avanti col femminile e calcola che è il primo anno da un punto di vista col settore giovanile. Noi di solito abbiamo soltanto avuto prima squadra e Juniores, quindi ripeto, questa è la vittoria dell'Atletica di Palermo in toto. Non me la sento di dare un merito a una persona in particolare. Nei momenti della stagione che ci sono stati, ognuno di loro ha contribuito. Poi c'è il mister, c'è lo staff, c'è il gruppo, c'è Filippo Raimondi. Cioè io non posso fare dei nomi, li faccio, ma dovrei stare qui a ringraziare tutti. Quindi è la vittoria di un progetto importante e sono sicuro che andrà solo a crescere, perché siamo cresciuti tutti, la società è cresciuto, il direttore, i dirigenti, lo staff e i giocatori, quindi sicuramente è solo l'inizio. Sappiamo che ci andiamo adesso a confrontare con delle realtà importantissime e noi dobbiamo avere l'umiltà di entrare in questo campionato in punta di piedi, rispettando tutti e cercando di iniziare a creare dei rapporti che non esistono. Adesso parliamo di futuro, infatti dai il microfono al capitano. Angelo, la domanda che Francesco ha fatto a Giampiero la faccio io a te. Se c'è stato appunto un episodio, un momento della stagione in cui tu hai creduto di poter vincere questo campionato. Potrebbe essere chiaramente, può capitare con la vittoria che avete avuto voi col Borget, oppure se magari c'è stato un momento anche prima in cui dici ragazzi, sono convinto che da questa vittoria o da questa sconfitta noi andremo a vincere il campionato. Sì, diciamo un momento l'ho citato a inizio trasmissione, che è stato il sapersi rialzare immediatamente dopo il gol subito dal Montelepre in casa che non ci ha permesso di ottenere la vittoria, quel gol subito al 95esimo su un calcio piazzato. Quello è stato un momento topico della stagione dove siamo stati bravi a rialzarci immediatamente, a continuare a crederci soprattutto perché sai, manchi l'aggancio dentro casa dopo una lunga rincorsa, magari poteva sembrare il momento in cui non avresti avuto poi più la spinta per potercela fare. Quindi quello sicuramente. Poi un'altra partita fondamentale dal mio punto di vista, ne parlavamo un poco fa in macchina con Carlo, ma ci siamo già confrontati nelle settimane precedenti, è stata la vittoria di 3-4 settimane fa a Fulgatore, dove a fine primo tempo perdevamo 1-0 ed eravamo in 10, avevamo subito l'espulsione di Raimondo, sempre a proposito diciamo dei pianeti che si devono allineare. E in quel momento là siamo stati, come dire, siamo stati bravi nel secondo tempo a crederci. Abbiamo ribaltato la partita, l'abbiamo vinta, è entrato Giorgio che era partito dalla panchina in quell'occasione, eravamo in 10, ha fatto subito gol, abbiamo pareggiato, poi sembrava che la partita si era incanalata, sai, quelle partite che sembra che poi non può succedere più nulla, invece poi anche lì sul finale abbiamo fatto il gol vittoria e quella è stata secondo me una vittoria che poi nello spogliatoio abbiamo detto ragazzi anche se sono davanti loro ancora ma ce la facciamo dopo questa partita, quindi quello è un Quel momento. momento. E allora, durante questi mesi noi abbiamo portato avanti una campagna per capire che era pro e contro l'utilizzo molto, diciamo, in crescita degli stranieri, tra virgolette, nelle squadre siciliane. Soprattutto sono argentini, spagnoli, gente che, soprattutto anche giovane, che viene a cercare di trovare fortuna qui in Italia e spesso, e io questo ho dato delle spiegazioni, però volevo capire anche da te che sei diretto interessato, spesso l'ho visto come anche un modo, quello diciamo del puntare su un giocatore straniero, perché il giocatore straniero ha più fame rispetto a quello italiano, come se ha più voglia di affermarsi perché il palermitano è un po' più adagiato. Io parlo chiaramente di categorie, voi ormai siete in Serie D, quindi lì c'è poca differenza. Parlo perché le categorie, diciamo, promozione barra eccellenza, perché ormai anche in queste categorie è molto in crescita questo fenomeno di andare a prendere giocatori dal Sud America. Volevo chiedere a te se diciamo questo modo di fare calcio
di fare, diciamo, mercato? È una cosa che tu sposi o è una cosa che comunque sia a te in qualche maniera ha agevolato nel tuo percorso di crescita in Sicilia? Io sono del parere che se c'è la qualità, non interessa se è portoghese, italiano, brasiliano, spagnolo, ivoriano, quello che è. Mi permetto di dire che magari facendo questo sforzo di abbandonare casa, magari alcuni ci avevamo caso di compagni nostri, Salazar per esempio, che non era nemmeno maggiorenne quando è imbarcato in Italia, e di vedere che in questi casi c'è una spinta in più perché abbandonano la famiglia, abbandonano gli amici, abbandoniamo, mi includo pure qua in questo discorso, abbandoniamo amici, quindi abbiamo una spinta in più per fare bene, nel senso che stiamo sposando questo o qualsiasi progetto al 100%, quindi abbandonando, facendo sacrifici che magari persone, come ha detto Palermitano, facciamo Palermitano, facciamo gli italiani in generale non lo fanno perché hanno la comodità di avere la famiglia, se non è qua, 3-4 ore di macchina, un'ora di macchina, a portata di mano, mettiamola così. E quindi hanno una garanzia che noi non abbiamo, una sicurezza che noi non abbiamo, e quindi magari questo ci fa avere un po' più di fame, un po' più di mentalità, perché siamo qua proprio per quello e lo vediamo come il nostro lavoro, mentre qualcuno che magari è più agevolato, mettiamola così, la vede come un dopolavoro, come un passatempo, e questo fa sì che permette che magari quelli che hanno più fame, perché è in un mondo dove ormai non c'è quello più bravo che va avanti, c'è ormai è quello che lavora, quello che... Abbiamo l'esempio, io sono portoghese, devo proteggere i miei, ho l'esempio di Ronaldo che magari non era, io lo so, storia perché si dice, si vocifera, perché non era nemmeno uno dei più forti delle sue squadre nelle categorie giovanili, però la sua capacità del lavoro, la sua tenacia l'ha portata a essere, se no il migliore di sempre, uno dei migliori di sempre. Quindi credo che ad oggi, dove il calcio è molto diverso rispetto agli altri anni, chi ha più fame, chi ha più voglia di lavorare, chi ha più voglia di andare avanti, veramente riesce ad andare avanti. Questa fame, penso questa mancanza dico di tetto, ma della famiglia, questa voglia di fare bene anche per aiutare chi resta a casa da solo, fa la differenza. Però, come ho iniziato, ripeto, per me la qualità non c'è nazionalità, non c'è età, non c'è niente. Quindi se è bravo, se è buono, si aggiunge qualcosa in più rispetto a quello che c'è, secondo me non si deve guardare nemmeno a altre questioni. Chiarissimo e d'accordo. Ora faccio l'ultima domanda a Carlo e poi una domanda a ciascuno per chiudere il cerchio, perché è parlando di futuro, quindi preparatevi al futuro. Carlo, invece tu sei l'ultimo che parlerà del presente e del recentissimo passato e ti chiedo qual è stato, io non ti metto Giorgio, non ti metto Manfredi, non ti metto Perricone e non ti metto anche Lucera. C'è stato un giocatore che, diciamo, durante l'arco della stagione non ti aspettavi che potesse fare bene quanto ha fatto bene quest'anno e se ne dovessi scegliere uno, dice io di questo ragazzo non mi aspettavo questa crescita, questa efficacia nell'affrontare un tipo di campionato e quindi lo reputi come protagonista della vittoria finale. Questa è una bella domanda, ma perché allora, per me tutti sono stati protagonisti, tutti. Hai nominato alcuni, diciamo hai escluso alcuni, però dico per la nostra vittoria è stato fondamentale il gruppo. E ti dirò di più, quelli che secondo me sono stati una parte importantissima sono stati gli under che noi abbiamo avuto in gruppo. 2006, 2007, che non hanno giustamente giocato, cioè hanno giocato pochissimo, ma che non hanno mollato un istante, veramente, Ti hanno cioè, permesso di allenarti anche bene. e hanno permesso a questa squadra di allenarsi tutta la settimana a ritmi altissimi, veramente sono cresciuti tanto, quindi per me cioè, se devo dire un giocatore, cioè non dico un giocatore, ma metto lì questi under, Il ragazzino ha perché giocato poco sì, sono stati veramente fondamentali. Sai, l'under magari molto spesso incontriamo degli under che vanno nelle prime squadre, escono dai settori giovani, vanno in prima squadra, prima, seconda partita, non giocano, no, mister, sai, vabbè, me ne vado, Invece no, noi abbiamo avuto 6-7 under che veramente hanno avuto la mentalità giusta
per crescere tutta la stagione. È stato per noi importantissimo. Bello, bello, bello. Giampiero, parliamo di futuro. Questo è un argomento bello perché so che è bello, perché è bello costruire, ma io ti voglio chiedere, come costruirai l'Athletic Palermo che giocherà in Serie B? Ovvero, quanto ci sarà dell'Athletic Palermo che ha vinto il campionato e quanto invece di nuovo dovrei andare a pescare? Perché chiaramente io penso che tu hai detto che già da ieri ci pensi. Già, diciamo, una sorta di... Intanto l'allenatore. Io non ti voglio vedere se sarà sempre lui, Raciti, se avete già parlato, se hai parlato con la società, se avete già le idee chiare o ancora è preso. Ma innanzitutto credo che ancora sia presto, nel senso dobbiamo finire questo campionato. Sicuramente io posso esprimere la mia opinione, con la società spero di sedermi presto anche per definire il mio futuro, perché tu sai, nel calcio purtroppo le cose cambiano in 24 minuti, non in 24 ore. Il mio obiettivo è quello di rimanere qui e di provare a fare questo campionato di Serie D. Io parlo per la mia esperienza personale e credo che una squadra che vince, un organico che vince, non va smantellato. Bisogna, sempre per mia esperienza, per quello che ho fatto da calciatore, tutte le volte che si è vinto e l'anno dopo abbiamo cambiato tutto, è stato sempre un anno fallimentare. Le volte in cui si è vinto e si è tenuto l'80%, cioè nel senso il blocco che è stato funzionale, poi è normale che ci siano quei calciatori che purtroppo per forza di cose non rientrano più nel progetto futuro e inserisci, a mio avviso, quel giusto ricambio, secondo me puoi andare a fare un grandissimo campionato di Serie D. Però io mi aspettavo la domanda a chi dedichi questa vittoria, che non mi hai fatto, e siccome l'ho voluto tenere per ultimo, di solito io dedico la vittoria alla mia famiglia e quant'altro, io quest'anno dedico la vittoria a una persona e non me ne vogliono gli altri 8 soci che voglio bene veramente, ma che si chiama Antonio Cottone. Antonio Cottone e mi viene anche un po' di emozione perché vedere Antonio ieri piangere in mezzo al campo a me mi ha colpito molto. So quanto teneva a questa vittoria, so quanto ha rincorso questa Serie D e ieri gli ho detto una cosa in mezzo al campo. Gli ho detto che tu abbia vinto, io sono felice. Che tu l'abbia fatto con me, io sono felice il doppio. Perché credetemi, il lavoro che ha svolto quest'anno è stato incredibile. Insieme a tutti gli altri che sicuramente Michele Lovalvo, Matteo Galletta, perché poi non li voglio dimenticare perché hanno fatto un lavorone, però Antonio è la persona che quando stai per buttare la spugna ti dà la pacca sulla spalla, quindi ufficialmente la voglio dedicare a lui e credo a nome di questo gruppo che ha trovato sempre in lui veramente una grande persona e ripeto, ieri David, vederlo piangere è stato commovente per tutti, vedere la felicità negli occhi di tutti, ma soprattutto nella sua, è stato meraviglioso. Tornando alla situazione turistica, mi auguro quanto prima di poter parlare di questa situazione. L'obiettivo mio è quello di provare a assaporare questa Serie D che ho conosciuto come calciatore, ma non mai come dirigente. Tra l'altro immagino una serie che sarà fatta, dico non lo sai perché ancora vi dovete parlare, per fare un buon campionato, cioè un campionato di... Ma io penso, ripeto, questo non è un discorso che abbiamo affrontato con la società, però conoscendo la mia società, credo che sia giusto, come ho detto prima, entrare in punta di piedi, farsi conoscere e ripeto, fare un campionato, come dicono tutti, dobbiamo fare un campionato tranquillo, per fare un campionato tranquillo e fare una squadra forte in Serie D. Cioè non pensare di fare un campionato tranquillo con una squadra, beh, facciamo una squadra tanto per restare in D, perché poi il campionato tranquillo quest'anno in D l'ha fatto la Nissa, che ha speso tantissimo. Sicuramente le altre squadre che pensavano di fare un campionato tranquillo oggi si trovano risucchiate nei play-out, quindi penso che non ci faremo trovare impreparati, di questo ne sono sicuro. Angelo, e poi basta il microfono. Prossimo anno, chiaramente il Bagheria fa l'eccellenza, tu hai l'opportunità di tornare in una categoria che già hai allenato, ti voglio chiedere, chiaramente anche voi penso che vi dovreste sedere per parlare di progettare il prossimo futuro, che tipo di campionato farà secondo te il Bagheria in eccellenza? Farà un campionato di assestamento per cercare di mantenere la categoria e poi si vede? O già comunque state proverete a fare un campionato di, che ne so, medio-alto classifica? Io ricordo, per chi magari non lo fa, non lo ricorda,
inizialmente Bagheria era stato costruito con l'obiettivo di fare l'eccellenza, poi per uno 0,20 nel ripescaggio non è riuscito a fare già l'eccellenza quest'anno. Comunque sia, la squadra aveva dei giocatori, diciamo, che potevano fare la categoria. Lucera, Giorgio, eccetera, eccetera, Perricone stesso. Quindi ti voglio chiedere se ne avete già parlato e se comunque sia tu hai, tra virgolette, degli obiettivi già ben precisi per la prossima settimana. Salvo, dico, chiaramente rispondere a questa domanda oggi è complicato, nel senso che siamo ancora dentro la festa, per cui chiaramente poi, come ben sai, chiaramente questa è una domanda che non devi fare all'allenatore, che poi eventualmente sarà l'ultimo tassello rispetto a quelle che sono le programmazioni di una società. Io quello che ti posso dire sicuramente che Bagheria, tu conosci l'ambiente di Bagheria, per cui intanto rivedere questa città in eccellenza è un qualcosa di bello non solo per i bagheresi, ma credo, diciamo, per l'intero Interland, perché Bagheria comunque negli anni è stata una piazza importante del calcio locale, quindi intanto godiamoci questo. Poi se la società, anch'io, come ha detto Giampiero, conoscendo i protagonisti di questa società, sono sicuro che vorranno farsi trovare pronti e sapranno programmare, e quindi poi a quel punto se ci sarà da parte della società, come dire, la volontà che sia io a continuare questo percorso, io sarò ben lieto di ascoltare quelli che sono i progetti della società e dare il mio contributo eventualmente nella crescita di questo percorso. Però oggi godiamoci soltanto la festa e non siamo nelle condizioni di parlare di futuro. E invece a te chiedo, prossimo anno tu hai vinto un campionato da protagonista, perché è inutile che ci nascondiamo, sei stato, diciamo, un elemento imprescindibile di questa squadra, non solo perché avevi la fascia al braccio, ma perché in campo, diciamo, ti fai sentire, ti fai vedere sia tra i tuoi compagni che negli avversari, diciamo, sei un giocatore importante sotto ogni punto di vista. Voglio capire se sei un giocatore importante e se lo vuoi essere anche in Serie D, e quindi se vuoi, desideri, aspiri a fare questo tipo di campionato, o se comunque sia vuoi mantenerti in questa categoria per cercare di vincere magari un altro campionato da qualche altra parte. Qual è la tua ambizione? No, la mia ambizione, a me mi piace vincere sempre. Io confido che la settimana scorsa ho perso una partitella e io ho fatto come un pazzo, per dirti come sono fatto. A me mi piace più che vincere stare in situazioni dove l'ambizione è all'ordine del giorno. In questa società è quello che non manca sicuramente, perché, ripeto, l'anno scorso ho fatto la promozione a Paternò e per varie cose, variedissime cose, non ho vista tutta questa progettualità, tutta questa ambizione, da lì non aver sposato il progetto Paternò Serie D quest'anno. Perché io già l'ho vissuta la Serie D, già l'ho fatta di un determinato modo e so bene che, come ha detto il direttore prima, non avendo una progettualità ben presente, non avendo magari non dico una buona idea, però una idea di quel campionato difficile che è la Serie D, ci può fare trovare tanti problemi durante l'anno che sinceramente un calciatore, un dirigente, un allenatore non sono cose gradevoli da vivere, perché a Ragusa ho fatto 6 sconfitte di fila, per dire. Ho passato da essere quarto in classifica a stare mischiato nei playout in 24 minuti, come ha detto il direttore prima. E quindi la Serie D è un campionato abbastanza impegnativo, però giustamente essendo in una società con progettualità, con grandi idee di quello che vogliono fare, con le idee ben chiare soprattutto, è molto più facile decidere di poter fare il protagonista o di continuare, di fare una scelta, di continuare questa strada. Però poi giustamente se il direttore non sa nemmeno si resta, figuriamoci i calciatori, quindi il tempo a sé, abbiamo ancora un'ultima giornata di campionato, abbiamo una Supercoppa ancora da conquistare, poi a suo tempo penseremo a tutte queste questioni. Bravo, tanto complimenti per l'italiano, molto meglio di tantissimi italiani. L'ultima a Carlo, la più difficile di tutti. Allora, il prossimo anno tu sarai il secondo di Angelo o vuoi allenare e finalmente ti vuoi staccare da Angelo e ti fai una prima squadra tu da solo? Allora, guarda, deve essere una bella domanda. Diciamo, non sento l'esigenza, dirti la verità, perché comunque dico,
non essere alle spalle di Angelo, cioè, è sempre una cosa importantissima, perché comunque ognuno ha il proprio compito, quindi Angelo si occupa di qualcosa, io mi occupo di un altro, quindi siamo tutti fondamentali. Cioè, magari molto spesso il ruolo del vice viene visto, vabbè, il vice o comunque il preparatore atletico, eccetera, eccetera. Invece no, diciamo, in uno staff tutti siamo fondamentali. Quindi, devo dirti la verità, dico, ogni anno con Angelo è un percorso di crescita. Poi ho avuto io 1 o 2 anni dove sono stato da solo, ho fatto la mia esperienza. Dico, per me è stata crescita, ma anche il fatto di avere la Juniores, perché io sia l'anno scorso che quest'anno ho avuto la Juniores, quindi anche lì, tra virgolette, sono un po' da solo, quindi mi faccio la mia esperienza. Quindi io questa esigenza non ce l'ho, finora lavoriamo bene assieme, dico, però sappiamo questo sono quando poi vediamo, intanto vediamoci questa vittoria. Lavorare insieme in eccellenza sarà ancora più Certo, difficile partire. Francesco, direi che l'ora è arrivata perché sono le 23, no? L'ora è fuggita. Diciamo, i complimenti li abbiamo fatti in tutte le salse, continuiamo a, diciamo, complimenti, non avete finito, non avete nient'altro, basta, finite. Come siete rimasti? Cioè, avete tipo una cena di fine anno? Sì, dopodomani, mercoledì Dopodomani? abbiamo una bella cena a Quindi Serracavallo. rubrica dopodomani. Sì, andiamo a mangiare. Tutti a Sferracavallo per andare a vedere il Bagheria, se Sì, vogliamo andare. assolutamente. Vabbè, tutti andiamo a Sferracavallo dopodomani, quindi oggi è mercoledì. Mercoledì e poi vediamo, poi si vede. Mentre per quanto riguarda voi, Sferracavallo con loro. Venite pure voi. cosa allucinante, il Chimico d'Eccellenza, che si fermano 20 giorni ora, picchi. Cioè, perché c'è il torneo nelle regioni, penso. Assolutamente, torneo delle regioni, poi c'è la domenica di Pasqua, poi si riprende, quindi Dico, per voi che avete, va bene, sono squadre che stanno lottando ancora per molto, e danno 20 giorni. i nostri avversari ancora peggio, devono stare poi il 28 maggio, quindi 2 settimane, una partita e poi un mese e un giorno. Sarà veramente dura tenere il motore acceso e a giri importanti. Io mi auguro, non l'abbiamo detto prima, lo dico adesso, che possano vincere i playoff perché se lo meritano in maniera particolare. Ci sono stati momenti in cui veramente ci sono stati dietro, non ci hanno mai mollato, quindi io credo che meritano questa promozione anche loro. Ma voi in questa settimana ne approfittate per fare una sorta di lavoro particolare di atletica per appunto... No, Io penso che questo sia arrivato il momento di, tra virgolette, staccare un po' la spina per questa settimana. Ho promesso ai ragazzi di fargli vedere un po' di calcio, quindi mi spoglierò anche io. E quindi cercheremo di fare. Ho una sfida con Spinola dai calci piazzati. La Citi Clemente, quindi ragazzi ci sarà da ridere. Vabbè, Francesco, noi per questa sera è tutto. Dico, ci vediamo lunedì prossimo. Anzi, lunedì no, perché manco ci sono partite, quindi il 28. Lunedì 28, perché ci sono ancora delle cose da, per esempio, l'RPS. Abbiamo detto che l'Ascari è retrocesso matematicamente. Sì, purtroppo, ci dispiace. C'è la lotta play-out che comprende 4 squadre, Casteldaccia, Castelbuono, Partinico e Marineo, anzi Marineo e Partinico, che ancora diciamo giocheranno l'ultima giornata per capire o chi si salva, o se c'è una griglia di play-out da decidere. Gli altri gironi l'abbiamo già detto. Detto ciò, in bocca al lupo a tutti. Complimenti a Giampiero. Grazie dell'invito. Complimenti al capitano. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a voi. Complimenti Grazie a voi per l'invito, è stata una bella serata. Grazie e complimenti Carlo. Grazie mille. Con Salvo non abbiamo parlato perché questa settimana è stata la settimana delle presenze 100. Lui a volte mi ha mandato dei messaggi, diceva non è possibile. Per esempio, Ciccio Maggio 100 presenze le ha fatte? Sì. Ora prima, già da tempo. Invece c'è stato uno, Bulades per esempio non le ha fatte, è stato premiato, quindi va bacchettato il San Vito. E poi c'è stato un altro, tu mi hai segnalato, Gambuzza, che non le ha fatte. E quindi questa, manderemo, lui ha tutte le presenze di tutte le statistiche, quindi manderemo PEC alle società interessate perché non è così. Detto questo, grazie a tutti e una buona serata, ci vediamo lunedì 28 aprile. Ciao.